Buongiorno, buongiorno. Partiamo subito con il video per far capire l'importanza della sicurezza stradale e poi vi presento gli ospiti. Questo nuovo strumento realizzato da una nostra imprenditrice del Veneta, del territorio, che ha ideato questo strumento per far capire l'importanza della sicurezza stradale. Lei ha figli, ha detto: io dovevo pensare qualcosa anche per i miei figli, i morti sono troppi. È stato omologato anche questo nuovo strumento per la sicurezza. Noi lo presenteremo anche il 13 di aprile su questa grande manifestazione che faremo alla centrale di Silea lungo il fiume Sile, con tantissime associazioni di volontariato per fare squadra, per metterci assieme, per far capire che solo da soli non si va da nessuna parte, che dobbiamo anche noi riuscire a capire uno per tutti per uno, se vogliamo veramente che questo messaggio passi, che è il messaggio della sicurezza. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo Pierluigi Carnelos, presidente motociclisti I Cialtroni, assieme al vicepresidente di questo motoclub, Nardin Dennis. Allora, partiamo proprio da Carnelos. Allora, cosa sta succedendo, Presidente? Cosa vuole dire questa sicurezza? Un po' anche di superficialità di tutti quanti, non solo dei motociclisti, degli automobilisti, di quelli che vanno in bicicletta, dei pedoni, perché ognuno ha la sua pietra, non è che la colpa sia, però basta che ne troviamo uno o in bicicletta o a piedi o in motocicletta o in macchina per rovinarci la vita, perché la disattenzione non può essere quando sei per la strada. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti. Sì, è importante la sicurezza e specialmente noi dobbiamo stare molto attenti quando andiamo per strada e attenti anche agli altri più che a noi stessi, perché tante volte non veniamo visti oppure sopravvalutano la nostra velocità, che non vuol dire che noi corriamo, però vedono un fanale, pensano sia un motorino o una bicicletta o cosa del genere, però non capiscono che la moto è un po' più veloce di un motorino, e che magari qualche automobilista parte e ci troviamo veramente in grave difficoltà. Poi abbiamo anche col discorso delle biciclette, e a volte sarebbe bene che rispettassero anche loro le regole di stare allineati e non ammassati in mezzo alla strada per parlare. Mi è capitato ultimamente di trovare addirittura 3 squadre che avevano lasciato un passaggio per rientrare alle macchine. Ero in macchina, stavo andando a lavoro, ma proprio hanno bloccato la strada, la corsia. Ce ne sono stati 20 per gruppo e non si riusciva a passare. Viva Dio, ok, se noi sbagliamo, che siamo in moto, in macchina, ok, veniamo multati o abbiamo delle pesanti, non dico querele, però comunque delle denunce o cose del genere. E questi si mettono così e va bene, però non li suoni, non va bene proprio? No, non va bene, li suoni e ti mandano anche a quel paese. E può succedere anche la rissa, come è già successo. Capite bene che tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro, un passo a lato, non un passo avanti, perché se sto sbagliando devi capire che hai sbagliato e non difendere l'indifendibile. Perché I Cialtroni, Presidente, questo nome? E da quando è nata questa associazione? Allora, questa associazione è nata nel 1996, quest'anno festeggiamo i 29 anni di motoclub e proprio questo fine settimana abbiamo il nostro motoraduno, che è quello che si vede in trasmissione, che è il 14-15 marzo, quindi dove? Oggi a Roncadelle di Ormelle, nell'area che ci ha prestato, diciamo, che ci ha dato il comune di Ormelle, che ringraziamo per l'opportunità, e hanno capito che è una cosa molto favorevole portare delle persone a conoscere il paese e a fare della pubblicità anche al paese, in maniera da occupare magari B&B e altri hotel o quant'altro, e dare lavoro un po' a tutti. E Cialtroni perché siamo sempre andati a motoraduni o a feste o cose del genere, e siamo delle persone abbastanza allegre,
Si beve? Si beve, Presidente? Anche si beve, sì, si fa un po' di tutto. Ma si beve quanto, Presidente? Si beve Birra? Si beve birra, il giusto, ma si beve la birra. Ora bevi magari un po' di più se rimani a dormire, se no ti fai quella birretta mentre chiacchieri con gli altri. C'è questa consapevolezza tra di voi, Presidente, che non bisogna alzare troppo l'asticella, cioè vedete che c'è questo oppure è festa e chi se ne frega? No, magari una volta era meno, cioè la sentivamo meno, però da un po' di anni comunque si beve con testa, con responsabilità, perché poi dobbiamo anche tornare a casa. Bravo. Se dormi lì in tenda o in un B&B o un hotel è un'altra cosa, ma dobbiamo anche tornare a casa. Tutti noi abbiamo una certa età, abbiamo anche famiglia. Bravo, ecco qua il punto dolente, perché sì, lasciare è vero, mia figlia, come Dennis Miovic, anche lui ha figli, quindi cioè, bisogna pensare che non ci sei solo tu. No. A casa ci sono altre persone Moglie, che figli, aspettano, sì. Ecco, e che se non arrivi più diventano un dramma, ma sì. Di più per le famiglie. Certo. Allora, io però volevo anche questa mattina ricordare una figura a Mirella molto molto cara, che purtroppo ieri sera alle 20 ci ha lasciato, ed è il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo. Questo comandante che è venuto molte volte qui a Sveglia Veneti, avevamo un bellissimo rapporto, una persona di una sensibilità, guardate, e di un'umanità che si fa fatica a trovare al giorno d'oggi. Lui riusciva a capire chi aveva davanti, lui sapeva se si poteva aiutare, aveva il coraggio di dire le cose come stavano e soprattutto sapeva ascoltare. Ecco, una delle poche persone che ho incontrato nella mia vita che sapeva ascoltare il problema che tu ponevi e quando gliel'avevi posto lui cercava veramente di aiutarti. Ecco, ci mancherà tantissimo perché guardate che blaterare sono bravi tutti, ma poi ascoltare e agire e tu capisci che davanti hai una persona per bene che sta cercando di capire come aiutarti è una cosa veramente incredibile e invece purtroppo queste persone ci lasciano e Andrea Gallo non sarà più da noi e tra di noi un abbraccio grande alla grande famiglia e soprattutto della polizia locale ma soprattutto alla sua famiglia, un abbraccio grande da Sveglia Veneti, da tutta Media Nord-Est penso e non solo per questa figura che non avremo più. Ciao Andrea Gallo. Allora, vicepresidente, lei cosa vuole dire? Ecco, queste morti che poi non tornano più, questi familiari distrutti, ecco, queste due ruote che fanno paura perché cadere in moto è molto complicato che non con la macchina, puoi farti male sempre comunque, ma quando cadi con la motocicletta, se non hai anche gli strumenti che ti mettono in protezione, e possono essere tanti, non solo l'airbag che poi vedremo, ma anche i guardrail, tutta una serie di strumenti. Prego, Dennis. La moto, partiamo dal presupposto che la moto è una passione che uno nasce e ce l'ha dentro. Sicuramente tutte le protezioni servono, anche noi giriamo in moto con i giubbotti, i pantaloni, scarpe, guanti, tutto con le protezioni perché sappiamo benissimo che la passione c'è, ma il rischio c'è. Ogni volta che sali in moto c'è il rischio. E quindi cerchiamo di limitare i rischi sempre al minimo che si può fare. Ben venga tutte le protezioni, tutte le innovazioni che vengono per proteggerci e quindi ben venga chi fa e chi... Allora sentiamo anche il nostro Rinaldo da Venezia e mettiamo ancora la foto del comandante Andrea Gallo perché questa mattina ci accompagnerà in questa puntata di Sveglia Veneti perché vorremmo ancora averlo vicino, vorremmo ancora ricordarlo perché è successo tutto ieri sera, molti non lo sanno, perciò noi, eccolo qua il nostro comandante, sempre pacato, mai sopra le righe, veramente un grande lutto. Prego Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Sono lavorato con Camita e a perdita del comandante che da qui è venuto tante volte e da quello che spiegava così venuto da qui ed era una degna persona. Purtroppo mi sembri meglio che sei attore.
è una perdita per Treviso e per circolazione, e poi è morta una brava persona, non l'ha avuto qua, purtroppo è abitata così. A dire quello che è morto, nel 1960 so cascato col motore e non ero neanche a buon darsi pulire, per idea del mio fratello che correva a Milano con le moto. Ho fatto cavalcavia dritto più sopra nelle curve, ho fatto un paracaro e sono stato un mese e mezzo in ospedale, ma che a volte è molto, sono sempre in via con gli amici, però ho fatto una bella bastonata. Succede, ma è colpa di stava mia, e non era il traffico di adesso, che a volte le macchine si poteva accontarle sui dei, però comunque è un pericolo, e con i caschi con la moto, i bracci mi fregavo, so cascato qualche volta. E l'unica roba, i bracci, poi già in terra, non avevamo giubbotti, robe del genere. Andavo via con i Gucci 75, pensa. E la moto è una roba che ti appassiona, è una roba, mi dopo lo so più andare, per via che mi sono occupato 3 volte, ho detto, non è una roba per me, è meglio che vada via in barca. Comunque, va bene. E passione, bisogna coltivarle, devo dare anche un piantino di quello che si dire, insomma. Mettersi il casco e te salva, ma è la testa che te salva, non il casco. Vuol dire, bisogna che uno che va in moto da anni, ormai conosce la strada e vede le mosse che fa gli altri, e ha una certa attitudine per il mondo. E se è giusto che vada, però come che dire a Mirella, questo per precauzione, perché casa ti ha una famiglia, e poi gli ho avuto anche a partire, perché gli sono detto chi muore assa e chi resta si spassa, dice. E ora bisogna volere bene la vita, bisogna andare piano con calma e cercare di far casa, bravi così. Mi dispiace andare per il comandante, Mirella, purtroppo la vita è così. Grazie caro Rinaldo, sai una volta noi cosa dicevamo quando vedevamo uno che guidava male? Allora il veneziano che si arriva, sì. È vero? Sì. Ecco, con rispetto di tutti i veneziani, sì, certo, naturalmente, certo. però si diceva era qua il veneziano si arriva. Allora, quello Perché che va in però, barca. esatto, quello però, Presidente, che vogliamo dare questa mattina è un messaggio di ottimismo, nel senso che prima di prendere la patente bisogna saper guidare. Certo. E anche il patentino, certo. Perché è inutile che continuiamo a dirlo, perché poi quello che vediamo, ma io cito sempre Gigi Pirollo che insegna guida sicura con l'ACI, e lui continua a sostenere che non sanno guidare. Ecco, chi esce dall'autoscuola non sa guidare, non sanno adoperare il freno, la frizione, non sanno. Lui dice meno motore e più ore di scuola guida. Certo. Mentre ho avuto il direttore della motorizzazione di Treviso, l'ingegnere Materazzo, che dice no, non è vero, non è proprio così. Voi come vedete? Presidente, sentiamo Carnelos cosa dice. Beh, innanzitutto che studiare bene il codice della strada, ma anche fare molta esperienza nel guidare. Io parlo per questione di moto, di guidarla, perché abbiamo fatto anche a Treviso diversi anni fa con un altro motoclub, abbiamo parlato della sicurezza stradale, fatto vedere alle scuole come si va in moto, in senso che ci sono dei sistemi di guida e anche dei sistemi di frenata. Non vuol dire agganciarsi ai freni che ci si ferma, c'è anche la strada che è struzzolevole, se si trova acqua, cioè ci sono varie cose che sarebbe bene spiegare e far provare ai ragazzi queste cose. C'è d'accordo con Pirollo che dice che non sanno proprio guidare, molti? Tanti sì. Avete sentito? Sentiamo Tanti sì. Vladimiro da Rovigo, poi andiamo da Dennis, sentiamo anche Dennis cosa dice. Vai Vladimiro! Grazie Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare una domanda, una curiosità che ho sempre avuto. Cioè, mi sono ciclista da 45 anni più o meno, no? E penso, ho avuto come dire, la sensazione che bicicletta e moto sia un po' come calcio e rugby, cioè calcio e rugby si gioca tutti e due nello stesso campo, però che ha delle differenze importanti, no? Ugualmente bici e moto ha in comune la strada,
e ha in comune anche un altro aspetto, l'aspetto del viaggio. Cioè, sono andato in bici fino a Bari, Roma, Pisa, Aosta, cioè ho girato tantissimo l'Italia, e viaggiare in bici, cioè all'aperto, con una certa andatura, con tante soste, è una roba che è stupenda, no? E credo che anche in moto, con la differenza di velocità e di resistenza, sia uguale, no? Però ecco, volevo chiedere, l'impressione mia è che il biker ha anche il pallino, cioè l'amore per il motore della moto, cioè proprio il guidare l'accelerata, la curva e il piego, via parlando, no? E mi domanda questa roba che non cos'è, questa è una bicicletta. E la mia domanda è, nella mentalità di un biker, di un motociclista, che importanza ha il pallino del motore, cioè del guidare in quanto tale e non solo del viaggiare, andare a partire in bici, andare in Germania, per dire, andare in Jugoslavia, cioè vedere il mondo viaggiando, però anche il piacere del guidare, cioè del sentire il motore, di conoscerlo, di usarlo. Spero di aver fatto bene la domanda, che si sta a capire. Grazie e buongiorno. Grazie a te Vladimiro, sentiamo come risponde Dennis Nardin, prego. Allora, come dicevo prima, la moto è una passione, come dalla domanda che adesso ha fatto, anche la bicicletta è una passione. In risposta alla domanda, certo, noi sentiamo il motore, una cosa importantissima per noi quando saliamo in moto, sentire il motore cantare. Infatti a volte ci cambiamo anche gli scarichi per far sentire un po' più il motore, sempre nelle normative di legge. Però è una passione sia nel viaggiare ma anche proprio nel sentirlo, perché... Quando è nata questa passione, Dennis? Penso io di avercela sempre avuta nel sangue, me l'ha trasmessa un mio carissimo zio che adesso purtroppo non c'è più da tanti anni, ma ce l'ho sempre avuta. La prima motocicletta qual è stata, Dennis? La prima motocicletta è stato un Morini Excalibur 350, l'ho presa nel 92 la prima moto. L'emozione, Dennis? È stata una cosa eccezionale, poi ne ho cambiate un bel po', però il primo amore è sempre te la ricorderai sempre. Sentiamo anche Carnelos, il primo amore quando è nato, come mai? Lo zio ha detto Dennis? È nato, non so da chi, nel senso che ce l'avevo, dalla Vespa poi a prendermi un Arizona Hawk 125, che è un enduro, che ho ancora perché non sono mai riuscito a venderla perché mi dispiace, e a far viaggi e andare in giro. Quella era... E poi questi eventi che organizzate, quanto importante è l'evento, come si diceva prima e raccontavo, l'importanza di stare assieme, di conoscerci, di scambiare, di valutare, ecco, questo canto delle moto, come voi dite, il motore canta, è bellissima questa cosa, perché quando arrivate voi vi individuiamo subito, perché è un canto diverso dai soliti rumori che sentiamo. Prego, è un bel canto che piace a molti, anche alla Mirella. No, è importante per noi queste manifestazioni perché ci troviamo, parliamo insieme di tante cose, è bello fare il viaggio per andare al motoraduno oppure all'incontro che andiamo a fare, per stare insieme, perché noi facciamo parte, per dire, della Federazione Motociclistica Italiana e siamo anche stati i fondatori del settore biker, che è questa patch qui della federazione, perché siamo 90 club in tutta Italia. Certo che tutti assieme fate paura anche al governo se vi mettete. Tutti insieme facciamo un raduno nazionale per ogni anno una regione diversa, e dove ci troviamo tutti e siamo tanti. Un altro raduno importante sarà anche a Lignano, vero? A Lignano Sabbiadoro. Ho avuto il consigliere proprio al turismo Massimo Brini l'altra settimana. La Biker Fest. Esatto, che ho chiesto appunto di fare la raccolta di firme per l'airbag obbligatorio come familiari italiani vittime della strada, e il dottor Brini ha detto certo che sì, perché è una cosa utile per tutti, perciò questi motor, e poi fate allegria, non c'è niente da fare. Sentiamo Umberto da Campodarsego. Ciao Umberto.
Sì, buongiorno Mirella. Buongiorno. Io sono stato 10 anni in Svizzera e ho fatto la patente là, Sì. però ho fatto 40 ore di scuola guida. Pronto? Sì, prego Umberto, ti stiamo ascoltando. Niente, e l'ho fatta addirittura d'inverno anche in retromarcia in montagna con i caini, che è un'assicurazione. Mi dico, madonna, qua ho paura, ti non sta preoccupato di maestro, se succede qualcosa siamo assicurati che mi paga la macchina, ti va tranquillo, va bene? E se qua ti fa 2 o 3 ore che dà la patente e basta, insomma c'è una roba che non è giusto. Hai ragione dopo Umberto, mi stiamo dà un cercando cambio di spiegare questo e che non riesco a avere la Presidente delle scuole guida perché sarebbe bello anche il confronto, è venuto una volta ma la sto cercando per capire perché veramente se si può migliorare, perché no, dico io, perché no se ci sono proposte di miglioramento e in effetti quello che dice anche il nostro Umberto da Campodarsio che ringrazio, ecco in Svizzera è un'altra storia, in Svizzera mio marito ci è andato tantissimi anni fa, Umberto, e tu lo saprai, c'erano i bambini di 10 anni che dirigevano il traffico. Ecco. Cioè, capite bene, Così ma stiamo capiscono. parlando di non di ieri. E noi quando arrivavamo appunto ci rimaneva incredibilmente stupiti di vedere certo. questi bambini tranquilli che dirigevano il traffico. Vedi che culturalmente dobbiamo tutti migliorare. Sì. Se c'è qualcosa che funziona bene, ma perché non copiare? Ma perché noi italiani dobbiamo sempre copiare le cose cattive e non quelle buone? Le volte mi viene una rabbia perché dico ma gli esempi li abbiamo, non è che non abbiamo gli esempi. Certo. Se è una cosa che può funzionare per tutti si fa come questa raccolta di firme per l'airbag obbligatorio. Andiamo a vedere questo airbag che ha portato Andrea Dan e che devo dire la verità si sta cercando di muoversi molto bene, l'ha detto anche l'europarlamentare Elena Donazan, ospite sabato a Sveglia Veneti. Andiamo a vedere. Eppure la tecnologia ha fatto passi da gigante, avete visto non solo questo ma anche i guardarei, però sembra che in Italia il governo, anche con l'ultimo decreto, non abbia tenuto in considerazione questi airbag. Io ho parlato con la Presidente, che saluto, di Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, che non è associazione familiari vittime della strada, bisogna capire perché qua con i nomi bisogna stare molto attenti, e lei giustamente dice che noi abbiamo raccolto fino adesso più di 60.000 firme, perciò non è che ne abbiamo poche, però lei dice giustamente non hanno ascoltato. Nei prossimi giorni sarà a Roma proprio per cercare di capire dove si sta parando, perché anche con la nuova tecnologia che abbiamo le vite si possono salvare e lo dimostrano anche i motociclisti in pista. Carne e ossa. Cosa dice? Quello che abbiamo visto, quello che ha detto la Cassaniti? Gli airbag sono importanti e servono, aiutano veramente tanto per la sicurezza. Noi qualcuno li ha, qualcuno no, anche perché hanno un costo importante. Quello è una cosa che può limitare, se fosse possibile, magari degli aiuti, visto che lo Stato, diciamo così, aiuta tutti e aiuta più che altro le guerre, che non ce ne frega niente, sinceramente. Che noi vogliamo vivere in pace. Che vogliamo vivere in pace e fare i nostri giri in moto e divertirsi in sicurezza,
magari dando un aiuto, non dico che deve regalarcelo, però comunque una promozione, una rottamazione del vecchio giubbotto con un giubbotto nuovo con l'airbag, come fanno le rottamazioni delle macchine e tante altre cose, sarebbe interessante. Anche perché, e bisogna anche dirlo, il problema è che il costo è alto. Però, come mi diceva un rappresentante di un'associazione, se ne vendiamo tanti, automaticamente il costo anche si abbassa. Se perché bisogna dire anche questo, no, se costano meno, se ne vendono tanti. Se ne vendono tanti e perciò il costo si abbassa, e soprattutto anche perché noi siamo italiani e noi, se non ci impongono, non è che lo mettiamo facilmente, lo prendiamo ma lo lasciamo a casa, come hai detto tu, carne e ossa, sentiamo anche Dennis, perché noi siamo così, non c'è niente da fare, siamo un po' superficiali, basta vedere anche le cinture di sicurezza sul retro delle macchine, chi se le mette, e sono obbligatorie, cioè non è che non puoi saperlo, no. Però davanti ancora cominciamo a capirlo, ma dietro, ecco, perché siamo così, secondo me? Culturalmente non ci siamo proprio, cioè ce li dicono le regole. Siamo proprio culturalmente, penso così, da far sempre contro le regole. Secondo me manca una base dall'inizio. Porto sempre un esempio che mi hanno sempre fatto. Il problema, abbiamo ad esempio a scuola hanno tolto l'educazione civica, tante cose partono dall'educazione proprio delle persone. Certo. E se non si insegna già da piccoli a rispettare le regole, le situazioni, poi è normale che quando cresci non fai come la cintura, ho detto se non è obbligatorio non la metto, chi se ne frega, come il cellulare, chi se ne rispondo e parlo. Che ancora adesso io ne vedo parecchi con cellulari in macchina, nonostante sì, ma quello che lo facciamo tutti, quindi non è che noi stiamo qua a raccontarci le favole. Ecco. Culturalmente siamo proprio così, se non ce lo insegnano da piccoli proprio non ci entra nella testa. Allora andiamo a vedere anche questo, andiamo a Trieste, questo motociclista morto a Gradisca di Sonzo, andiamo a vedere. Incidente poco prima delle 14 di oggi lungo la strada regionale 56 nel territorio comunale di San Giovanni a Natisone. La vittima, TL, 61 anni, originario di Gradisca di Sonzo. L'uomo si trova in sella alla propria motocicletta e stava facendo rientro verso casa quando all'altezza del ponte sul torrente Corno ha perso il controllo della due ruote, è finito lungo il cordolo che costeggia la sede stradale dall'alveo del corso d'acqua, ha sbattuto violentemente contro il manufatto in cemento e da qui è stato sbalzato in aria finendo all'interno del torrente. Inutili soccorsi, le ferite che ha riportato nell'impatto le sono state fatali. Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza e le di soccorso. Una volta ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, il corpo della vittima è stato successivamente trasferito all'obitorio dell'ospedale di Palmanova. Rilievi di legge da parte dei carabinieri. La moto, una Cagiva 650, irriconoscibile sul campo a 2 passi dalla strada, accartocciata nell'impatto tremendo, e poco distante il corpo senza vita di Paolo Cancian, sbalzato dallo schianto. Dall'Emilia Romagna a Gruaro la notizia è arrivata in poco tempo, lasciando la comunità attonita, perché Paolo Cancian, ingegnere 25enne, era il più piccolo dei 4 figli dell'imprenditore in pensione Andrea Cancian e nonostante la giovane età era già project manager nel settore auto alla Lamborghini a Sant'Agata Bolognese. Il lavoro che sognava e che aveva conquistato dopo la laurea in ingegneria a Trieste e uno stage nell'aprile dello scorso anno nella leggendaria casa automobilistica. Una vita davanti, una vita spezzata in sella alla sua moto, finita contro un'auto sulla strada provinciale 255, vicino alla sede della Lamborghini, mentre stava tornando a casa. Illeso il conducente dell'auto, originario di San Giovanni in Persiceto. L'impatto ha distrutto la moto del 25enne schizzata sul campo adiacente, così come l'auto. Dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri. Sul posto, oltre a loro, sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Purtroppo per il giovane motociclista non c'era nulla da fare. Una segnalazione è arrivata agli agenti della questura da parte di un cittadino che riferiva di un incidente stradale in zona Viale della Pace.
Lungo il percorso gli agenti si sono imbattuti in un motociclista che, andando ad elevata velocità, non si era accorto della perdita d'olio del proprio mezzo, verosimilmente riferibile proprio all'incidente stradale segnalato, mettendo a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada. Gli agenti gli hanno quindi intimato di fermarsi, ma l'uomo ha continuato la corsa. A quel punto l'inseguimento fino a Borgo Casale, dove è stato fermato e identificato e sottoposto al controllo con l'etilometro, che ha dato risultati di 3 volte superiori al limite consentito. All'uomo è stata notificata la segnalazione alla prefettura per il ritiro della patente, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per il mancato uso del casco e per non essersi fermato all'ART impartitogli dagli agenti. Allora, Pierluigi, cominciamo. Carnellos, come commenta questi 3 video che abbiamo visto? Il messaggio che voglio dare questa mattina è che bisogna andare piano, bisogna essere attenti, controllare bene, ecco, perché hai un mezzo che può diventare una bomba, se sbagli qualcosa non ce n'è per nessuno. Prego, no. Pierluigi. Non c'è per nessuno, ma come abbiamo visto, uno dei video, un caso era che il motociclista era stato preso dalla macchina, il secondo video, certo, mi sembra, e anche lì, come dicevo prima, tante volte non veniamo visti, non veniamo considerati o non ci considerano come velocità o come cose. Non vuol dire che corriamo, vuol dire che proprio non capiscono il movimento della moto. Ma perché sono distratti? Perché dalla macchina si fa fatica a vedere? Com'è? Anche questi finestrini delle volte, cioè, devono essere controllati, vedere se sono posizionati giusti. Certo. Perché qui ci si mette alla guida al mattino, si esce e ognuno si fa le proprie regole. Si sale in macchina, chi se ne frega, accendere i fanali, come dicevo prima anche stamattina con la pioggia, e la freccia arrivi alla rotonda dove vai o questo non si capisce, che arriva più veloce la vince, cartelli, esatto, che ti fanno una confusione, adesso dove va, Cristo, devi decidere in pochissimi secondi, tutte, cioè, ma vi rendete conto che c'è qualcuno che deve intervenire? Dennis? Sì, come diceva Pierluigi, è la causa principale, secondo me, è la distrazione. Non siamo concentrati, saliamo in macchina pensando a 1 miliardo di cose, ma quando sei sulla strada devi essere concentrato sulla strada e pensare al rischio che può accaderti. Che strade secondo te ci sono? Che strade abbiamo? Perché io delle volte, scusate se lo dico, ma qui abbiamo strade da carretti e cavalli dove passano dei tiri incredibili, dove furgoncini sfrecciano, perché dicono le statali, le provinciali, andate per le strade di campagna come fa la Mirella, che ti arriva il furgoncino sparato a 100 all'ora perché ha fretta, deve arrivare, perché guarda che ce ne sono tanti di questi. Dennis, scusa, ma volevo fare sta parentesi. Sì, il problema è quello che mi hai detto prima, la fretta, la distrazione, non ci si pensa. Abbiamo anche un problema di strade, che abbiamo un numero di veicoli adesso sulla strada che è diventato enorme e le strade sono sempre quelle di una volta, e quindi oltre alla distrazione c'è anche le condizioni proprio della strada, che non è proprio che siano... queste sono cose da risolvere. Sono cose da risolvere queste qua. Comunque quello che ritengo sempre importante è che sia un'educazione alle persone iniziale, dove se tu già educhi, dopo il problema non lo ritrovi dopo. Pubblicità. E siamo anche con 2 motociclisti veramente importanti. Abbiamo Pierluigi Carnellos, presidente motociclisti Celtroni, assieme a Dennis Nardi, vicepresidente di questo motoclub, ma soprattutto, ecco, fuori sede, diciamo noi in diretta, parlavamo tra di noi. Quanto importante è dare questi messaggi anche ai ragazzi che prendono il patentino. Ecco, questi ragazzi che poi vanno sulla strada, sono sulla strada, e se non sanno guidare bene diventa un pericolo non solo per se stessi ma anche per gli altri. Ecco, anche qua si fa qualcosa, non si può dire che non si fa niente, però si potrebbe fare molto di più. Prego, Carnellos. Si potrebbero fare proprio dei corsi di guida, ma fatti reali, non teorici, proprio spiegando e fanno anche provare i ragazzi la strada su un circuito ovviamente sicuro, far provare anche
la guida, ma anche le frenate, se in caso di bagnato, in caso di strada sporca, tante casuali che si possono incontrare durante un percorso per strada. Sarebbe bene, bello far capire queste cose, farli, cioè far proprio la dimostrazione e che loro utilizzano il mezzo. I mezzi li abbiamo. Esatto. Ci sono delle moto piccole per i ragazzi, che dopo quelle che prendono, non basta sicuramente quelle 2 o 3 volte che si guida la moto per strada a capire come guidare la moto, che è diverso che guidarla. Avete capito? Anche perché Carnelos ricordava che tanti anni fa, proprio col presidente, il già presidente della provincia Leonardo Muraro, che è un amico che conosciamo, questa manifestazione molto importante per una guida sicura è stata fatta alla dogana qui a Treviso, a San Giuseppe, ecco, per far capire l'importanza. E questi ragazzi come li avete visti? Hanno interessati, avevano piacere di imparare, di capire? Perché io sono convinta che i ragazzi non sono proprio menefreghisti come facciamo. No. Se veramente gli intrighi, loro ascoltano, provano, provare, prego. Hanno ascoltato, sono rimasti colpiti di quello che era, perché hanno fatto degli esempi proprio reali con le moto, sono rimasti molto colpiti e dopo sentivi anche perché eravamo vicini che parlavano tra di loro della guida, di andare piano, di provare certe cose, e sono rimasti ma anche non dico traumatizzati, ma dico colpiti veramente, perché hanno fatto anche un finto incidente e li ha visti molto, che hanno detto cavoli, qua è una cosa seria. No, molto bello, molto Dennis, come la pensi? Anche per te quanto importante è cercare anche di intrigare sti ragazzi mettendoli alla prova, perché quello che vogliono, siccome vogliono provare l'adrenalina, te la diamo, vieni che ti insegno io cosa vuol dire, ecco, guidare bene o non guidare bene. Prego Dennis. Serve insegnare, serve far capire, perché la moto più la guidi e più impari. L'esperienza la fa da padrona, anche perché le strade, tu oggi fai una strada è a posto, domani fai la stessa strada, non è la stessa strada. Ci può essere il ghiaino, ci può essere il camion che ha perso qualcosa, la macchina, un po' d'olio, l'acqua. Cioè il nemico è dietro l'angolo, non sai mai quando arriva. E insegnare che ci possono essere questi imprevisti, e allora se uno li sa può prevenirli, ma se uno non sa si mette alla guida, va e può rischiare e rischia. Abbiamo Gianfranco da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Buongiorno. Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti. Mirella, un grazie particolare ai tuoi collaboratori della redazione, che quando telefoniamo sono sempre gentilissimi. Grazie ragazzi, grazie ai registi, ai tecnici, a tutti. Bravo Gianfranco, perché se lo meritano. Sono sempre gentilissimi. Ecco Mirella, lo sa che io ho lavorato 40 anni sulla strada. Ecco, praticamente va bene tutta questa tecnologia, ma però ci vuole presenza fisica delle divise sulla strada. Io per 40 anni ho fatto educazione fino all'ultimo giorno di lavoro, perché non è solo repressione. Questa tecnologia va bene, ma arriva a casa la multa, dopo 2 secondi si dimenticano. Invece quando noi facevamo una multa e si contestava immediatamente, c'era un'educazione continua. Io vedo che lo Stato è un po' mancante su queste cose. Ecco, volevo il parere dei motociclisti, che loro sono tanto in giro, se vedono questa mancanza di forze dell'ordine per tutelare il traffico e insegnare un po'. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie a te Gianfranco, anche a nome di tutta la nostra redazione, dei nostri tecnici, perché fa sempre piacere anche per loro, che veramente cercano di dare il massimo. Allora, come rispondiamo al nostro Gianfranco da Cessalto? Vedete anche voi quello che ha notato Gianfranco? Ma le forze dell'ordine ci sono per strada, ovviamente hanno anche altri impegni, non è che possono stare lì con la paletta a fermare la gente e via. Ci sono, ci potrebbero essere anche di più, ma
non vedo questa mancanza, come ha fatto notare il signor Gianfranco, così importante. Almeno noi li troviamo, si trovano. Li troviamo spesso, volentieri. L'importante è che quando si mettono facciano prevenzione, non facciano cassa. Esatto. Perché la prevenzione. Io ne vedo pochi ragazzi, sì che faccio anch'io tanta strada, ma a forze dell'ordine, se devo dire la verità, se no in qualche no, li vedo quando si fa i raduni, allora là li vediamo, sì. quello non c'è, però in effetti mancano, vedere... sono pochi, però bisogna anche dire che non si può mettere una pattuglia ogni 5-10 chilometri, è il buon senso, come si parlava prima, certo. Della persona che sta guidando, che sia in bicicletta, che sia in motocicletta, che sia in macchina, che sia a piedi, perché guardate anche ieri anche sulle strisce pedonali. Io capisco che l'automobilista e il motociclista si deve fermare quando ci sono, ma ragazzi questi si buttano all'improvviso, sbucano, non sai neanche da dove sono usciti e ti piombano addosso, poi se li investi la colpa è tua perché sono sulle strisce. Ma questi saltano fuori all'improvviso, io non riesco a capire, cioè la macchina deve anche fermarsi, cioè, o la motocicletta non è che ti puoi fermare in 3 secondi perché loro hanno deciso di... senza guardare addirittura una signora via dritta. Cioè, io non lo so, ma veramente. Mirella da Riese, ciao Mirella. Sì, ciao Mirella. Scusa per l'altra mattina, ma non sono riuscita a farti passare, prego. Domenica ero a Asiago, al centro Asiago. Erano le 12:30 così. E c'era un raduno di moto che andavano, si sentiva un rumore, è uno spettacolo. Saranno stati in 60 moto. Una cosa meravigliosa. Avevo detto, ma era abbastanza alta, Asiago. Eppure questi, era un spettacolo da vedere, ecco. Bravi, è bellissimo. Pensavo il contrario dalla telefonata, eravamo perché... Vai Mirella. Pronto? No, ha messo giù. Comunque bravi. Penso faccia anche piacere sentire questa signora che dice che è bello vedervi sentire sto bel canto, no? Rumore, questo bel canto. Allora Dennis, un'altra cosa importante che volevamo capire questa mattina è cosa farete adesso nei prossimi, oltre a questa festa, avete già un calendario, perché voi cioè non è che fate dalla sera alla mattina, stilate un calendario, vi incontrate, di cosa parlate, cos'è la cosa che vi preoccupa di più, quella che vorreste portare anche che diventi anche un problema, ma un problema per migliorare anche i vostri raduni, ad esempio. Prego Dennis. Ma allora noi adesso partiamo inizio anno con il nostro motoraduno e poi abbiamo tutti già i calendari pronti dei motoraduni in un anno quanti motoraduni vengono fatti, Dennis? Grosso modo, diciamo. Ce ne sono ormai 2-3 alla settimana ormai, in giro per l'Italia, sì. Sempre fine settimana, naturalmente. Sempre fine settimana, poi si va a trovare i nostri amici degli altri club e si va con loro, si sta assieme, si grava, si trova, si parla di cavolate, si parla di cose serie. E questo è l'iter che facciamo. Carnelosso, dov'è che vi trovate meglio di tutto? Cioè, perché un motoraduno funzioni? Di cosa avete bisogno? A parte lo spazio che è super necessario, ma dopo c'è tutto un contorno, perché si parla sempre di moto, ma oltre la moto ci deve essere anche... Oltre alla moto c'è una preparazione anche dello stesso evento, che sia tutto in sicurezza, che sia tutto che sia controllato e che vada tutto bene in primis. E poi è il bello di trovarci, che sia dove sia noi andiamo, partiamo, e sappiamo, ci sentiamo con gli altri amici. Questo fine settimana arriverà gente da tutta Italia, e dalla Slovenia, dalla Germania, dall'Austria. Sono tutti amici che si fanno andando ai loro motoraduni e è bellissimo perché specialmente l'Italia è meravigliosa, ma vai, non so, al Molise, le Marche, in Puglia, che là trovi le loro usanze, i loro cibi, vai a vedere delle città, dei paesi che magari non puoi andare in altri giorni e ne approfitti per fare anche il turismo. Quindi vai a vedere posti nuovi, conoscere persone nuove, cibi anche e usanze. Anche perché attraversare l'Italia da Pennino abbiamo un po', ragazzi, ma vi rendete conto su che paese viviamo? Forse non ci rendiamo conto. Antonello da Vicenza, vai Antonello!
Sì, buona giornata a tutti. Buongiorno. 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 Io volevo fare una piccola divagazione tra i vostri discorsi. Prego. Volevo parlare di cose un po' più tristi, bruttine, perché io sono un motociclista da 60 anni. Ho girato parecchio con diverse moto, diverse cose, abbiamo un territorio bellissimo, però rimanendo sul brutto, le cose più orrende che io ho visto nella mia vita e mi tornano alla mente continuamente sono decine di morti con le moto per cause sempre stradali più che altro, perché ho visto che stanno montando ancora dei guardrail senza nessuna protezione a terra. Sicché i guardrail, quando sono nelle curve, per un ciclista o un motociclista che disgraziatamente dovesse cadere, diventano dei tritacarne. Cioè uno cade a 30 km all'ora, a 20 km all'ora e viene fuori con dei danni definitivi, a volte resta disgraziato per tutta la vita. Altre volte ho visto anche nelle zone montane, ho visto gente da 25-23 anni con delle moto pazzesche che sono deceduti cadendo a 30 all'ora, 20 all'ora su una curva, e in fondo alla curva ha messo un palo, una pubblicità o un paracarro o altre cose, sicché io ho visto scene che non dimenticherò mai, li ho visti diventare verdi, blu, i medici erano impazziti dicendo, e poi gli ha messo il solito telo bianco sopra, perché sono delle scene veramente spaventose, vedere gente che muore perché ha trovato un paracarro a 3/4 della curva mentre era scivolato. Si sarebbe rotto una gamba, forse un polso, forse niente, e invece anche tanta altra gente rimane tritata sui sostegni del guardrail. Sono scene allucinanti. Mi chiedo ancora come sia possibile che i motociclisti, ma anche la saggezza della logica, accetti che facciano lungo le strade di tritacarne professionali per fare a pezzi la gente che dovesse cadere, pali delle pubblicità, sciocchezze o altre cose messi al di fuori di una curva, ma ce ne sono a centinaia. Queste cose qua sono delle assurdità che anche i bambini le capiscono, però continuano a fare le cose come le facevano 70 anni fa, 80 anni fa, e questa è una cosa che mi lascia perplesso, e molte volte resto talmente male, ma talmente male, quando mi capita di vedere gente che sta morendo per quelle deficienze lì, che è qualcosa di indimenticabile poi nella vita, perché vedi giovanissimi morti per un palo, per un paracarro, per un guardrail. Non ha senso, sono cose che non hanno alcun senso. Tutto qua, buona giornata. Grazie Antonello, grazie caro Antonello, hai fatto bene a dire questo, perché come vedi noi stiamo facendo questa raccolta di film con questa associazione nazionale, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, perché capisci bene l'importanza di avere la tecnologia anche all'interno dei giubbotti, con i caschi, con tutto e di più, eppure i guardrail, come hai detto tu, perché abbiamo gli strumenti per combattere queste morti. E il problema è che qualcuno non vuole, perché non è possibile. No. Ecco, i costi, sì, però dove vogliono i soldi li tirano fuori. Allora io sono dell'idea, lo dico sempre, carne e ossa, che non sono i soldi che mancano, è la volontà di impiegarli su cose veramente concrete che farebbero bene non solo all'Italia ma a tutta l'Europa, perché siamo così dappertutto, cioè i morti morti dappertutto. Se invece tu metti l'obbligatorietà di avere le strade sicure, i guardrail, il giubbotto, il casco, come dice giustamente Antonello, prima di morire ce ne vuole, perché è difficile anche morire, ma se ti trovi un guardrail o un paletto o un albero su una posizione che non va, cosa puoi fare? Prego. Ci resti? Sì, si dovrebbero montare nei guardrail delle protezioni che ci sono, ma non vengono applicate. Ha detto giustamente il signore prima, anche i pali fuori dalle curve, cartelli pubblicitari e quant'altro sono pericolosi. Diciamo che tutto quanto, ma non solo per noi motociclisti, anche per chi, dalla bici alla macchina, al camion, cioè servono, però per noi motociclisti è importante che i guardrail abbiano una protezione sotto, magari da non riuscire a entrare. Ne ho visti, anche noi ne abbiamo visti questi tritacarne, come diceva il signore, che ha pienamente ragione, perché scivoli e vai in scivolata e ci vai
sotto. Ad ci esempio, rimani. anche se parlava prima con Carnelos e con Nardin, anche il casco, ad esempio, voi avete sentito, non mi ricordo chi era ospite, proprio anche su Una guida sicura, che diceva il casco che si vede di più è questo giallo, veramente, un giallo anche tipo la maglietta che ha la Mirella. Ecco, perché? Perché si nota. Ma perché dobbiamo avere i caschi di tutti i colori? Se per la sicurezza il giallo fosforescente è quello che si vede di più, ma è possibile che il business superi sempre quello che è invece il buonsenso della sicurezza quando ti metti alla guida di queste motociclette? Il giallo non piace di sicuro ai miei ospiti, a loro piace il nero, lo vedete, no, piace. Però se serve per la sicurezza, beh, venga anche il giallo a sto punto, perché in quel momento che guido, che sono in una strada, devo avere la sicurezza. Pierluigi? Allora, sì, ci sono già dei caschi che sono multicolori e hanno anche il giallo all'interno fluorescente. Ci sono anche altri colori tipo il rosso, mi sembra, o altri fluorescenti, arancione. Quindi si può avere il casco colorato se ha delle parti fluorescenti e anche più visibile. È anche più visibile. Il casco colorato perché solitamente il mio è nero. Quindi da là non si scappa. Il mio è nero, però tanti motociclisti giustamente prendono anche il casco in base anche al colore della moto, con magari del blu, del giallo, ascolta, del rosso. Luigi, ma se non sei sicuro, perché ti dai da intestardirti e metterti che il colore? Cioè, per la tua sicurezza e per la famiglia, mettete il zaio, perché se te vuol dire arrivare a casa sicuri, mi metto anche il zaio. Magari davanti a camera col specchio te metti il nero e dici guarda che bello che sono quello col nero, però nella strada è giallo. Perché ho il giubbino che ha le parti fluorescenti, quindi il casco magari no. Anche no, vabbè. Sentiamo invece anche Nardin. Nardin, cosa dici? Ma io non ce l'ho nero, ad esempio il casco. Vabbè. Io ce l'ho con colore della moto che è azzurro. Blu. Però sì, a parte il discorso del giallo, ma comunque già abbiamo un sistema che è stato introdotto tanti anni fa, l'obbligatorietà delle luci accese anche di giorno. Quelle là ti vedono più del casco giallo, però nonostante questo non ti vedono a volte, perché torniamo al discorso di prima, la distrazione è quella che fa i morti, la distrazione. Perché non la velocità. Noi portiamo qui un nostro caro amico che andava piano, macchina ha girato giù e lui adesso non è più con noi, ha compiuto gli anni l'altro giorno. È un attimo veramente. E noi siamo costretti a ricordarcelo con una toppa appesa al gilet. Ecco. Oltre a ricordarcelo nel cuore che ce l'abbiamo. Certo. Però non c'entrava la velocità, non c'entravano luci, niente, perché distrazione, la gente non deve distrarsi. Allora sentiamo come ci saluta Dennis Nardin e che messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti, prego. Ma intanto vi ringrazio tutti dell'invito, dell'opportunità di aver potuto parlare di queste cose importanti. E invito la gente a stare attenta per la strada, attenta, perché può salvarti la tua vita, ma può salvare tante vite degli altri, perché stare attenti. Quello è il messaggio. Sentiamo come ci saluta Pierluigi Carnelos, presidente I Cialtroni, questo motoclub importante. Cialtroni Nord-Est. Sì, i Cialtroni sono un motoclub importante. Io vi saluto condividendo quello che ha detto il vicepresidente e vi invito tutti questa sera al Motoraduno. Rivediamo la locandina allora. Questa sera e domani al Motoraduno. Non domenica, allora venerdì e sabato. No, domenica puliamo e sistemiamo tutte le cose. Rientro di tutti quanti. Perciò venerdì e sabato vedremo se riuscirò a farvi arrivare anche una persona eccezionale che fa parte del mio direttivo dei Veneti Scacciati dalla Crisi, che è Fulvio Marotto, che è senza gambe e senza braccia ed è l'unico al mondo con la patente della motocicletta. Ma lui è una cosa grande. Non so se riusciamo a far vedere ai nostri amici. Fulvio Marotto, chiedo alla regia se ha questo video per farglielo vedere, l'unico al mondo che ha la patente della moto, perché è veramente una cosa incredibile, mi farebbe veramente piacere che arrivasse con la sua moto, perché poi è appassionato di motori, di meccanica. Il tempo è quello che è.
però ben venga. Vediamo se Fulvio è libero, magari farvelo conoscere, mi farebbe molto piacere, molto perché piacere anche a noi. è un genio nel vero senso. Questa sera ci sarà anche il nuovo presidente dell'FMI Veneto, che è stato eletto l'altra settimana, e adesso mi prendi così. Non importa, prossima volta inviteremo il presidente nuovo, allora Federazione Italiana Motociclisti Veneti, allora nuovo presidente giovane. Federazione Motociclistica Italiana. Sì. Del Veneto, perché ogni regione sì, Eros Lenisa, adesso mi è... Ecco, è arrivato anche il cognome. Mi prendi così. Ecco, mi dicono che ha le immagini il nostro bravo regista, ecco, Andrea Basso, eccolo qua, Fulvio con la motocicletta, vedete? Ecco, guardate, adesso vediamo se riusciamo. Questo non è Fulvio. Adesso arriva anche Fulvio, vedrete, perché veramente è una cosa che fa capire che se vuoi vivere, puoi vivere anche la quotidianità normale. Vediamo se arriva, che non lo vedo. Non sono queste le immagini però. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ecco, questo è lui, guardate, lui fa qualsiasi cosa. Guarda. Vedo che siete incantati nel vedere come si muove questo mito di ragazzo, di uomo ormai diversamente giovane, che ha detto io non devo essere e stare in sedia a rotelle, mi devo alzare. Si crea lui le protesi, pensate, ecco, è stato anche truffato, il brevetto è stato portato via. Ha tentato in tutte le maniere, perciò guardate, lui scia, lui va in canoa, lui fa qualsiasi, guardate. Guardate cosa fa. No, perché è giusto anche dare speranza a chi magari è un letto e dice ho finito di vivere. Invece Fulvio fa capire, guardate, qui sta pattinando, guardate. Sì. Ecco, mi fa piacere avervelo fatto vedere, perché adesso arrivano anche le moto, adesso va in canoa, sì, per non si fa mancare niente, cioè questo non si fa mancare niente. Ecco, adesso va in canoa, guardate Fulvio. Fa anche queste manine, diciamo, per mettere dentro i remi, eccolo qua che va in canoa, adesso va in bicicletta, non che manca niente, vai Fulvio. Ecco, queste sono gli eccolo qua, eccolo qua. Sì. Non normale per strada, proprio sì. Cos'è il Montello? Ecco, questo è il messaggio che io voglio dare questa mattina a tutte quelle persone o ai familiari che sono veramente disperati perché il figlio non ha più la possibilità di camminare come prima o di alzarsi come prima, che Fulvio dà questa speranza. Credeteci che Fulvio dice una cosa importante: ricordati Mirella che parte tutto dalla testa. Se tu ti vuoi alzare, tu riesci ad alzarti, se proprio giustamente non c'è una gravità incredibile, ma lui dice se tu vuoi farlo ce la fai. Un grande uomo, io penso di proprio veramente. avervi lasciato anche voi con un bel messaggio. Ecco, vi farò conoscere Fulvio perché merita veramente, magari organizzare anche qualcosa con lui. Avete visto cosa riesce a fare, perché questo è una forza della natura e queste forze della natura aiutano gli altri invece a diventare forze della natura. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Grazie. Senti i loro passi dolenti, non sono mai stati contenti in questa vita di stenti, spenti, quegli occhi assenti chiusi, dentro recinti confusi, mani violente soprusi, perenne solo dolore, senza sole né amore, figli strappati alle loro madri, dentro a quei pasti leggiadri, rimane solo presenza di questa sofferenza. Dici che li ami e per te tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male. Dici che li ami ma non ti importa niente, giuri che li ami ma resti indifferente. Dici che li ami e per te tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male.
non c'è cuore migliore, testa, pelle, colore, vite, che puoi rendere speciali, con scelte radicali, siamo tutti più uguali, giusti, vivi, animali. Dici che li ami e per te è tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male. Dici che li ami ma non ti importa niente, giuri che li ami ma resti indifferente. Dici che li ami e per te è tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male. Dici che li ami ma non ti importa niente, giuri che li ami ma resti indifferente. E questo inedito Uguali è presentato qui a Sveglia Veneti questa mattina con Paola Manzan, eccola qua la Buongiorno cantante, insegnante, che saluto veramente e ringrazio, anche perché abbiamo bisogno anche di cambiare un po' registro, nel senso che dobbiamo anche un po' sorridere, dobbiamo cantare, dobbiamo rilassarci, dobbiamo ascoltare questi ragazzi, e perciò saluto anche il professor Giuseppe Giordano, collegato con noi in diretta da Jesolo. Buongiorno professor Giordano. Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ospiti, buongiorno. Buongiorno. Allora, musica, cucina, arte, cultura, perché alla fine è sempre cultura, ma quante cose belle abbiamo nel nostro paese, quante brave persone, altro che sempre questi esempi negativi. Professor Giordano, allora, questa canzone, questa insegnante che sta cercando di fare anche una scuola diversa, ecco, cosa vuole dire? Come sono i giovani anche in cucina? Prego professor Giordano. No, i giovani come sono? Sono bravi, sì, sono propositivi, non tutti i giovani non hanno voglia di lavorare. Noi abbiamo tanti ragazzi volenterosi, tanti ragazzi che hanno voglia di emergere, soprattutto in questo periodo storico, no? Soprattutto in cucina e in pasticceria. Quindi i ragazzi non sono proprio così negativi come vengono dipinti tante volte. Ecco, quindi c'è modo anche per cambiare, c'è modo per crescere con i nostri alunni, i nostri ragazzi. Io dico i nostri ragazzi perché li sento un po' miei, no? Hanno come un genitore, ecco, li cresciamo come dei genitori, li insegniamo, gli diamo delle competenze, ma li insegniamo anche a stare bene con gli altri. Ecco, questo è quello che facciamo noi a scuola, a parte insegnare a cucinare e il resto. Professor Giordano, intanto la ringrazio per quello che ha detto, perché io forse, penso sempre l'ho fatto, ho sempre cercato di salvare questi ragazzi dagli esempi negativi, e dico sempre, perché voi vedete solo gli esempi negativi o troppi, invece io vi faccio per vedere i bravi ragazzi che invito, che ho ospiti, e devo dire la verità che amo una gioventù bellissima. E le dico di più, professor Giordano, l'ultima ragazza meravigliosa che ho avuto, che suona anche una chitarra elettrica, suona un po' tutti gli strumenti proprio per fare entrare anche il classico, l'elettrico con i giovani, ha detto: guarda Mirella, noi siamo ottimisti, noi giovani siamo ottimisti, il futuro lo cambieremo, ce l'abbiamo noi e siamo sicuri che un passo alla volta ce lo faremo. Perciò penso che più bello di questo messaggio non ci sia. Paola Manzan, allora grazie intanto per questo inedito, per far capire la parola uguali, che è molto importante nel momento che si sente sempre la parola diverso. Invece Paola questa mattina porta la parola uguali. Prego Paola, e anche come insegnante cosa
vuoi dire dopo aver sentito il professor Giordano? Questi sono i giovani, non Sì, è vero che non hanno voglia? Mi fa veramente piacere aver sentito queste parole dal professor Giordano, perché è quello che penso io, che pensiamo noi nel progetto che stiamo portando avanti, ed è proprio quello di tirar fuori da questi giovani le loro capacità, i loro talenti, che spesso in uguali ma non omologati, in una omologazione che c'è generalizzata, si tende a livellare, e io dico purtroppo anche verso il basso, questi giovani che invece hanno veramente delle capacità e che dobbiamo noi trovare il modo di farle uscire, no? Esaltarle. Esatto. Quindi insomma mi fa veramente piacere, perché ho sentito le parole che volevo sentire. Ecco. Sì, fa veramente piacere, però questi sono i nostri giovani, non gli altri. Quello che però traspare è che questo giovane vuole essere intrigato, vuole essere lui il protagonista, magari sbagliando, però essere lui il protagonista. Però dopo che ha sbagliato bisogna che ci sia qualcuno che le prende per mano, che dice sì, hai sbagliato, ma rialzati che ci sono io e continuiamo. E là il problema grande, trovare le persone che fanno questo, perché ci vuole una passione anche a insegnare e poi ascoltare. Prego. Esattamente, è la passione, è la passione. Allora io ho anche ascoltato ieri, avevi come ospite, era ieri che avevi insegnato la professoressa. Sì, di letteratura. Esatto, Scalia, giusto? Sì, Scalia. E in realtà ha esposto delle problematiche che sono reali nella scuola in generale, no? Io poi vi parlerò del progetto che stiamo portando avanti da anni, che lavora un po' parallelamente alla scuola, un po' al di fuori. Però è vero, le problematiche che ha esposto l'insegnante, la professoressa, sono quelle, cioè intanto una burocrazia eccessiva. Io voglio spezzare una lancia a favore degli insegnanti della scuola pubblica, della scuola in generale, cioè sono oberati da altro e quindi la concentrazione, l'attenzione verso i ragazzi viene tolta, viene sminuita, non c'è il tempo. Invece questi ragazzi, come dicevi tu Mirella, hanno bisogno di tempo, dobbiamo dedicarci a loro, ed è quello che noi cerchiamo di fare, avendo preso appunto un'altra strada. Noi siamo un'associazione, io porto avanti questo progetto da 4 anni sicuri, siamo cresciuti nel tempo. È un'associazione appunto che dà supporto alle famiglie che hanno fatto una scelta diversa, che è quella dell'istruzione parentale. L'istruzione parentale permette al genitore lo permette la Costituzione in realtà, no? Di istruire i propri figli a casa o appoggiandosi in questo caso a un'associazione che siamo noi, dove appunto cerchiamo di aiutare da una parte le famiglie e i genitori, ma soprattutto di formare questi ragazzi. E noi rispetto e non vuole essere neanche qua, proprio perché siamo uguali, non vuole essere assolutamente una distinzione, però proprio il fatto che non abbiamo una burocrazia di un certo tipo, è tutto molto più snello, diciamo, e riusciamo a classi più piccole, anche questo ho sentito, cioè sono ragazzi, 30 ragazzi in classe, come li gestisci? Come puoi preoccuparti, nel senso di occuparti prima di un numero, no, così elevato? Come fai a conoscerli? Noi abbiamo numeri molto bassi, classi da 10 al massimo, quindi ciò ci permette di avvicinarci a ognuno di loro, capire ognuno di loro che cos'ha e che cosa può tirar fuori. E chi è soprattutto. Chi è? Allora, professor Giordano, uguali questo inedito che abbiamo sentito questa mattina, ma siete uguali perché state cercando di insegnare, a cercare anche di ascoltare, far capire chi è il vostro il pubblico che vi ascolta anche quando voi andate nelle manifestazioni, questi ragazzi che si esibiscono sabato, domenica, visto che nessuno ha voglia di lavorare il sabato, domenica, loro ci sono, ma soprattutto anche la voglia di emergere, di far vedere la creazione che hai fatto, te lo spiegano, tutti emozionati a volte, io li sento, e quando metto loro il microfono sono un po' imbarazzati, sembra perfino impossibile, sono io qui davanti che parlo, che faccio vedere la mia creazione, che bisogna anche premiare questi ragazzi, o sbaglio, professor Giordano? No, assolutamente sì, vanno premiati, vanno valorizzati sempre, vanno accompagnati, vanno motivati, vanno incentivati
fatti appassionare a questo mestiere, perché effettivamente è impegnativo, si lavora sabato, domenica, i ragazzi hanno voglia di divertirsi, però hanno dei riscontri diversi, hanno modo di divertirsi anche in cucina, hanno modo di creare, si appassionano, sono opere d'arte quelle che cucinano i ragazzi. I nostri ex alunni che sono usciti, che lavorano anche in ristoranti stellati, condividono con noi i piatti, i loro successi, ma anche i loro periodi di crisi, se hanno problemi ancora ci chiamano per consigli, anche se sono andati fuori scuola. Quindi il rapporto che si instaura tra noi insegnanti, noi ITP tecnico-pratici con i ragazzi va al di là di quello che è l'insegnamento classico, e vanno motivati perché, come dicevamo, lavorare nei periodi di festa, lavorare sabato e domenica è dura, soprattutto in questo periodo, dicevo, il periodo storico, perché si fa fatica a trovare dei ragazzi, come posso dire, sacrificare il loro tempo libero per il lavoro, che è quello di cucina, quello di sala, quello di accoglienza, nella ristorazione in generale, ecco. Quindi concordo con quello che dicevate voi, bisogna sempre tirar fuori il meglio di questi ragazzi. Io qua ho una quarta a indirizzo enogastronomia, sono ragazzi veramente motivati, ho la fortuna, io dico la fortuna, che questi ragazzi del Cornaro lavorano d'estate, d'inverno, hanno modo. Noi siamo una scuola che è riconosciuta per questo, i nostri ragazzi vengono apprezzati anche fuori. Riusciamo a motivare, a dare quell'input in più per poi poter sviluppare la professione fuori, perché noi diamo le basi, noi insegniamo, ma i professionisti li fa il mercato, li fa il lavoro esterno alla scuola. Ecco, noi dobbiamo motivarli. Ecco. Professor Giordano, una cosa importante che forse non riusciamo a capire, che cucina vuol dire cultura, vuol dire tradizione, vuol dire veramente, come ha detto lei, far vedere le eccellenze del territorio, realizzarle però queste eccellenze. Ecco, com'è la storia? E questi ragazzi con queste eccellenze del territorio, con questi piatti, con questa anche cucina tradizionale che abbiamo, come la vedono? Cos'è la cultura per loro nella tradizione e nella cucina? Prego, professor Giordano. No, i ragazzi sono sempre attenti al discorso della tradizione, gli argomenti. Prima il territorio, e giustamente i prodotti a chilometro zero, si parte dalla tradizione per poi andare a incontrare l'innovazione, non al contrario. Quindi noi diamo le basi e loro sono attenti ai prodotti del territorio a chilometro zero. Adesso si parla dello spreco alimentare, si parla da un po' di anni. Per esempio noi oggi stiamo facendo un menù da recupero. Ecco. E quindi i ragazzi si preoccupano dei prodotti territoriali, poi loro sono del territorio, amano andare dal contadino, andare a pesca e portare e vedere. No, però professor Giordano, mi ha incuriosito questo menù particolare, ce lo spiega un pochino, visto cosa abbiamo visto nella mensa ultima che abbiamo visto, che non si riesce ancora a capire cosa è successo su quella pasta, quei vermi lunghi 2 centimetri. Professor Giordano, la prego, ci faccia vedere un menù veramente, come si dice, di riciclo, ma buono, ottimo, prego. Sì. Allora, noi stiamo, per virgolette, recuperando del materiale che è rimasto in giacenza dalle elezioni scorse. No? Quindi cosa fare? Non possiamo, siccome ci sono i prodotti a scadenza, prodotti che vanno a male, stiamo recuperando oggi per esempio la classica mozzarella in carrozza veneziana, quindi con la pastella, con la birra. Poi abbiamo un risotto con una zucca, che avevamo una zucca intagliata per decoro, l'abbiamo recuperata per poter fare un risotto con della pancetta, con della ricotta affumicata. Poi abbiamo deciso di fare un filetto di maiale, che era anche questo in giacenza, cottura a bassa temperatura. C'è in fondo un attrezzo che viene chiamato termoregolatore, il cosiddetto runner. Stiamo cucinando un filetto di maiale a bassa temperatura, condito poi con del radicchio, che è della zona. Ecco, questo è quel menù che abbiamo fatto noi oggi per recuperare quello che c'era in magazzino. È anche un modo di far lavorare anche i ragazzi, perché io gli do l'input, i ragazzi poi creano il menù. Io controllo, gli do le indicazioni e poi sono felice di vedere che i ragazzi mettono sul piatto quello che hanno imparato, che hanno capito. Professor Giordano, mi scusi se le faccio questa domanda, ma perché non riusciamo a capire e forse a fare un passo a lato indietro come si faceva una volta, che all'interno delle scuole ci devono essere queste mense che ci vogliono, però gestite da voi?
Ecco, perché la scuola non si può portare all'interno di questi istituti scolastici, cioè una scuola in mobilità, diciamo. Ecco, perché io penso che una volta queste scuole, queste mense, erano delle buone mense. Io sono convinta di questo. Poi, io non dico che per carità non ci siano delle buone mense, però iniziare proprio da piccoli anche a far capire ai ragazzi quella che è la cultura della cucina, della storia, mettendoli alla prova, ecco, far loro il cibo assieme a voi, naturalmente, a questi ragazzi. Cioè, perché non è possibile che noi abbiamo ragazzi che non hanno manualità, così almeno mi dicono, perché nessuno gliela fa fare. Cioè, anche queste mense, cercare di gestirle in maniera diversa con voi. Ma perché la scuola deve essere così divisa? Ecco, in un momento che si deve creare un qualcosa, cerchiamo di farlo assieme, anche nel pomeriggio, magari professore, visto che troviamo questi ragazzi al pomeriggio che non sanno dove andare, cosa fare, perché non tutti hanno la fortuna di avere il professor Giordano, la professoressa Manzan, i genitori veramente che capiscono l'importanza del figlio e del genitore. Cosa dice il professor Giordano? Poi sentiamo anche la professoressa Manzan. Sì, adesso sarebbe una bella cosa, no? Portare i ragazzi anche fuori. Noi li portiamo, facciamo eventi, manifestazioni, richieste, voglio dire, da noi per farli fare pratica, per farli fare qualcosa di diverso. È normale, facciamo poche ore di laboratorio, ma perché ci sono state delle riforme, giusto o non giuste, non posso stabilirlo io, però noi ci adattiamo a quello che è l'ordinamento scolastico. Si fa fatica a portare i ragazzi fuori perché le leggi sono cambiate, le leggi sono diverse, soprattutto dopo il Covid, portare dei ragazzi fuori si fa fatica, però sarebbe bello poterli mandare su una mensa, mandare su anche su delle mense dove si fanno la Caritas per far beneficenza, anche per i diversamente giovani, magari nelle RSA, su questi nonni con questi ragazzi, pensate che bello. Non dico mica tutti i giorni, sì. Prego professore, oltre nelle piazze, vogliamo capire che forse c'è qualcos'altro da fare. Prego professor Giordano. No, concordo con lei, sarebbe un'esperienza positiva, umana, soprattutto per i ragazzi, perché oggi i ragazzi sono sempre impegnati col cellulare, sempre impegnati sui social. Bisogna fargli vedere la realtà, la vita vera di tutti i giorni, mandarli a lavorare un pochettino, tra virgolette lavorare, fare dell'esercitazione pratica in queste mense, in queste RSA, fargli vedere la vita reale, quello che poi è il mondo. Perché loro si nascondono dietro un cellulare, purtroppo lo viviamo tutti i giorni, è una situazione è figlia del tempo. Questo è il periodo, noi ci adattiamo, però effettivamente bisognerebbe far lavorare di più questi ragazzi e far capire che cosa significa, che cos'è la vita vera. Pensate, lo sport, la cucina, il gioco, la musica, ma vi rendete conto le potenzialità che abbiamo? E abbiamo questi ragazzi che non riescono a capire che si vive una volta sola e si deve vivere bene, in allegria, in serenità, avendo la manualità, creando. Professoressa Manzan, cosa dice? Ci proviamo? Noi ci stiamo provando. In realtà, come diceva il professor Giordano, ci sono dei limiti che ci sono imposti, no? Riforme più o meno, burocrazia per cui anche sicurezza non ne parliamo. Io volevo arrivare là, cioè anche noi per esempio volevamo avere la nostra cucina, farli lavorare all'interno, però la burocrazia e tutto quello che prevede la sicurezza ci ha legato le mani, quindi alla fine uno dice vabbè rinunciamo perché se poi diventa troppo è chiaro che si fa un passo indietro, però è veramente uno spreco, cioè nel senso che non poter sfruttare tutte queste possibilità e le capacità che i ragazzi avrebbero, anche perché parlo di ragazzi delle medie per esempio, io parlo ancora di scuola media e scuola elementare, sono rimasta un po' perché ci capiamo meglio così, ma che non sanno, devono prepararsi un futuro e capire cosa fare dopo, ma come possono capirlo se non fanno esperienza, no? Quindi magari uno potrebbe essere un bravissimo cuoco, ma non ha la possibilità e non sa neanche di esserlo. Quindi dovremmo proprio dare queste possibilità. Ripeto, noi ci proviamo, abbiamo la musica, abbiamo tanti laboratori artistico, arte in particolare, perché lì i ragazzi, anche quelli che hanno delle difficoltà, i famosi certificati, che a me non piace chiamarli così perché mettiamo delle etichette a questi ragazzi che invece sono solo ragazzi che hanno dei talenti diversi rispetto alla maggioranza, ma una volta che tu gli hai messo l'etichetta l'hai segnato per tutta la vita e il ragazzo si convince di essere così e quindi non prova neanche
a essere diverso da quello che gli hanno detto che è, no? E invece noi vediamo, i ragazzi che arrivano da noi mi dicono guarda perché c'è la certificazione, non lo so che è cosa, non so che cosa sia, siamo tutti uguali. Ci mancava anche il certificato, no, ci mancava questo a questi ragazzi. Abbiamo Stefania da Vicenza, vai Stefania. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, volevo dire delle mense nelle scuole. Ci sono scuole che hanno la mensa interna, che fanno da mangiare proprio le cuoche, diciamo, all'interno della scuola, e si vede la differenza, perché i cibi lì li portano freschi, diciamo, i contadini intorno, sono più sani, non si trovano, come è successo, insomma, vermi dentro, robe sporche, ecco. Anche quella è una bella cosa, è più costosa magari, però si potrebbe fare, diciamo, no? Anche perché alla fine è una spesa utile per i ragazzi, imparano anche loro, avendo la cucina proprio lì, è un attimo anche fargli vedere cosa viene cucinato, quali sono i prodotti, cosa stanno mangiando. E ad esempio le nonne importanti di una volta, anch'io però, insegno a mia nipotina a fare i gnocchi, li facciamo insieme, facciamo la pasta insieme. È proprio curiosa, vuole vedere anche a fare una semplice frittata, diciamo, sono interessati, gli piace, vogliono fare anche loro. Purtroppo tante nonne al giorno d'oggi lavorano ancora oppure hanno altri pensieri e non si dedicano a fare queste cose, però loro se le ricorderanno sempre, perché io sento tanti cuochi, chef stellati, che quando li intervistano gli chiedono ma quando ti è venuta la passione per la cucina, come mai? Dicono mia nonna, vedevo mia nonna cucinare la domenica, ci preparava il ragù, ci faceva questo, e incuriositi hanno capito l'importanza anche di mangiare bene, soprattutto al giorno d'oggi che i ragazzi crescono con le porcherie, diciamo, del Mac e tutte quelle cose lì, no? Magari tornare a mangiare in qualche buona trattoria che fanno piatti semplici di stagione è importante, e qua è importante la famiglia, dare l'esempio e fargli crescere un po' sta cultura del sano. Ecco. Grazie cara Stefania, grazie di questa telefonata. Professor Giordano, però quello che vorrei capire, vi ho invitato questa mattina perché io proprio l'altro giorno ho avuto un presidente che è anche papà di una ragazza che per fortuna è uscita dall'anoressia e questo preoccupa molto. Ecco, io penso che veramente bisogna fare squadra, dare la possibilità a questi ragazzi di cambiare anche questo modo di pensare, di vivere, di mangiare. Siamo tutti in fretta, è tutto pronto, ormai non c'è nessun problema, perché penso che un ragazzo quando crea il suo piatto, che è lui che se lo crea, naturalmente con gli addetti ai lavori che gli insegnano, la curiosità di assaggiare quel piatto, anche se magari quelle cose non le ha mangiate, ma nel momento che l'ha fatto lui, che ha creato quel piatto, già lo intrighiamo di più, perché guardi che, professore, che io veramente sono veramente un po' preoccupata, perché i pediatri mi dicono guarda che c'è un'obesità che veramente preoccupa. Mirella, parlane nella tua trasmissione così seguita, e poi abbiamo questo genitore, guardate che abbiamo questo fenomeno di anoressia che inizia a 9 anni ormai. Ecco, professor Giordano, è possibile che non riusciamo a intrigarli di più questi giovani e magari iniziare anche con una prevenzione, anche con la cucina, questo spreco di cibo, tutti i giorni tonnellate di cibo buttate, e poi abbiamo questi prezzi incredibili anche delle mense a volte dove i genitori non ce la fanno. È possibile che non si riesca a fare un tavolo veramente per capire che forse dobbiamo cambiare anche il modo di fare la scuola, il modo di intrigare questi ragazzi? Ho capito la didattica e la storia, la geografia e la matematica, ma c'è anche qualcos'altro, dobbiamo prendere per mano questi bambini, non c'è niente da fare. Prego, professor Giordano. Noi ci proviamo, qui al Cornaro ci proviamo con i ragazzi proprio dal primo anno a fargli capire l'importanza del cibo, fargli assaggiare le verdure. Fanno fatica gli alunni a assaggiare la verdura, la frutta e quant'altro. Loro le domande che pongono all'inizio, appena arrivano all'istituto alberghiero, facciamo gli hamburger, facciamo le cotolette, per dire, cerchiamo di dargli un'educazione alimentare
a parte per lo spreco, ma anche perché a livello nutrizionale fanno bene le verdure assolutamente. Quindi questo è, noi ci proviamo come istituto, ma tutti gli istituti alberghieri d'Italia. Il problema è a monte, bisognerebbe iniziare da piccoli, da prima. Quando arrivano già da noi sono quasi formati, sono tredicenni, quindi sono già formati da casa, però ci proviamo. Noi, vi faccio un esempio, non obblighiamo ad assaggiare tutto quello che cucino, però per curiosità, perché tanti alunni mi dicono: prof, io non amo le verdure. E io gli dico: assaggia, non devi mangiare per forza. Come capisci il gusto di un prodotto, di un piatto? Prova ad assaggiare. Se poi ti va e vedi che è diverso da quello che cucina tua mamma, tua nonna a casa, continua a mangiare, se no fai quello che credi giusto, perché noi non possiamo obbligare. Certo. Tanti alunni arrivano perché mi dicono: prof, io alla mensa mi hanno obbligato a mangiare le verdure, odio le verdure. No, ho detto io assolutamente, nessuno obbliga nessuno, prova per vedere se cambi parere. Poi il discorso di fargli preparare i piatti, io ho la fortuna, dicevo, di avere una classe stupenda perché cucinano e mi fanno assaggiare il piatto. Prof, mi dia un giudizio, questo è il piatto che abbiamo fatto noi in 5, il piatto che ho fatto io, questa è la mia proposta, e quella che ci ha dato lei, io ho pensato di cambiare, secondo lei sono queste domande, no? E io sono contento di questo. Quando un mio alunno mi dice, mi porta un piatto, prof, mi dia un giudizio, mi dia un suo parere, io dentro una gioia immensa c'è, perché vedo il risultato di un lavoro di squadra, in team e poi del singolo. Ecco, quello era, rispondo alla prima domanda che diceva che gioia vedere gli alunni cucinare. Assolutamente sì. Vuol dire che qualcosa fondamentalmente abbiamo dato a questi ragazzi. Ecco. Vede professore, lei ha detto una cosa importante, poi sentiamo anche Paola Manzan. Non dobbiamo arrivare ai 14 anni per capire che abbiamo questa persona davanti e che ha perduto un po' il lume della ragione, perché ci sono situazioni e situazioni. Noi dobbiamo iniziare ancora all'asilo, ma vi rendete conto che lo sport lo fanno alla quinta elementare? Perché si inizia di parlare sport, ginnastica alla quinta elementare. All'asilo non si parla di sport, se non hai la fortuna di avere ecco, delle scuole particolari. Invece questo bambino che sta crescendo non è che deve essere fortunato ad essere in quel paese, avere quella scuola, quell'insegnante. Lui deve avere quello che gli spetta di diritto di crescere bene. È questo che forse non riusciamo a capire. Lui non può difendersi, non lo sa, non può saperlo, ma se continuiamo a dare i cellulari ai 4 anni, capite bene che questo non mangerà mai la verdura, la frutta, perché si inizia da là poi per arrivare a qualcos'altro. Allora Paola Manzan, cosa vuole dire anche rispetto a quello che ha detto il professor Giordano? Dobbiamo iniziare prima, la prevenzione dobbiamo farla prima, ascoltandoli, intrigandoli. Bisogna coinvolgerli da subito. È chiaro che certo la scuola può tanto, le famiglie possono di più però. E allora sarebbe ma se io non necessario... ho la famiglia cosa faccio? Allora c'è la scuola. Ma dipende da che scuola, è quello il discorso. No, però la famiglia no, ripeto, noi facciamo un percorso di scuola parentale. Parentale prevede proprio questo, no? Da parents, sono i genitori, quindi genitori da una parte, educatori dall'altra. Collaboriamo, ogni cosa, ci confrontiamo. Quando noi vediamo qualcosa, subito ci confrontiamo con i genitori. Quando i genitori vedono qualcosa di strano su cui dover lavorare, ci chiamano, ce lo dicono, ci parliamo. E il bambino, il ragazzo sente questo, sente che alle spalle ha qualcuno, non è solo, perché io credo che il problema fondamentale sia questo. I ragazzi si sentono soli e per questo poi sono allo sbando. Non si sentono con le spalle coperte e siamo solo noi che possiamo dare questa sicurezza ai ragazzi. Genitori da una parte, insegnanti dall'altra. E da subito, come hai detto tu, da subito. Perché quando arrivano a 13-14 anni, a noi arrivano ragazzi che hanno già 15-16 anni, ma il lavoro che dobbiamo fare è 10 volte di più rispetto a un bambino di 6. Sono d'accordo. Paola Manzan, perché questa canzone Uguali? Come è nata, dove è nata, quando è nata? E perché? Perché c'è un motivo con questo titolo. Sì, allora partiamo dal presupposto che tra le varie cose io ho anche questo spirito, chiamiamolo animalista, nel senso che ho questo amore per gli animali che è veramente importante. Per gli animali e però anche per i ragazzi, per i bambini, nel senso che non voglio fare distinzioni appunto. Nasce con l'intento sì, di dedicare qualcosa agli animali in primis che
che vengono sfruttati, è anche questo un messaggio che cerchiamo sempre di far passare, che non vuol dire fare scelte drastiche, però avere rispetto per tutti gli esseri viventi, e negli esseri viventi ci sono anche gli animali, perché siamo animali in realtà. Quindi nasce in primis per questo, però il messaggio poi, come potete aver ascoltato, è trasversale, cioè riguarda tutti gli esseri viventi, e quindi non deve esserci una distinzione per specie in primis, ma nemmeno per pelle, per modo di pensare, per testa, per colore, no, non devono esserci. Siamo veramente tutti uguali e dovremo proprio per questo essere uniti e andare avanti. Purtroppo invece, ma si sa, no? Dividi et imperat, quindi più divisi siamo e meno forza abbiamo. Infatti lo dico tutte le mattine, purtroppo funziona proprio così. È importante quello che ha detto il professor Giordano, Paola Manzan, ecco, queste creature, questi ragazzi che devono capire proprio da piccoli l'importanza della natura, loro sono molto vicini alla natura, loro gli animali proprio li amano e sono più vicini all'ambiente di quello che pensiamo, vuol dire che questi messaggi stanno arrivando, stanno capendo che sono a rischio, che il futuro è molto incerto per loro per quanto riguarda l'ambiente, ma l'ambiente vuol dire anche mangiare sano, l'importanza delle verdure, della frutta, ma l'ha detto lei, guardi che ho ascoltato molto attentamente le sue parole, non mangiano le verdure, non mangiano la frutta, perché questa è la realtà. Però il colore li intriga, un bel piatto colorato di verdure colorato, di frutta colorata, sono convinta che sapendolo creare come sa fare lei, professor Giordano, assieme a loro, poi queste verdure vengono mangiate, perché l'ha mangiato il mio professore, è il piatto anche che ho creato io, è meglio che lo assaggi anch'io prima di darlo al mio professore. Prego, professor Giordano. Sì, perché poi assaggiano le verdure, per esempio un minestrone, perché facciamo i tagli delle verdure, e mi dicono: ma il minestrone che abbiamo fatto noi è diverso da quello che mangio a casa, come mai è più buono? Perché io gli rispondo: perché l'avete fatto voi? Assolutamente. Che poi è uguale, come si fa a casa si fa in cucina, lasciamo stare il taglio professionale, a casa non si fa il millimetro, non si calcola quello e il resto perché si fa a casa. No, professore, però no, adesso voglio la ricetta del minestrone, voglio vedere se è la ricetta che fanno a casa. Dai, professore, veloce, professor Giordano, un buon minestrone, come deve essere fatto e da cosa deve essere composto? Prego. Vabbè, verdure di stagione assolutamente, noi lo facciamo a ottobre, poi non tutte le verdure sono sempre di stagione, ormai è standardizzata la cosa, però si cerca di prendere prodotti del territorio. Per un buon minestrone bisogna fare sempre un buon fondo, che sia di cipolla, che sia di porro, di scalogno, bisogna dare sempre una base, perché sennò altrimenti non si dà gusto al composto. Noi facciamo sempre con un fondo di olio extravergine oliva, olio Evo, poi un bel fondo di cottura, cipolla, dell'aglio porro, ci sono sempre degli aromi che si trovano in qualsiasi momento, e rosoliamo le verdure, che possono essere le patate, le carote, poi se è periodo piselli possiamo mettere la bietacosta, le zucchine e quant'altro, dipende poi il periodo stagionale, e si rosolano per bene perché il gusto viene dato dal fondo di cottura. Si aggiunge dell'acqua, un po' di sale e il minestrone è pronto. Quello che mangiano poi i nostri alunni, addirittura noi gli mettiamo anche dei pomodori già puliti, senza bucce e quant'altro, e loro poi lo mangiano e mi dicono: prof, il nostro minestrone è più buono di quello che facciamo a casa, ma non cambia nulla. Forse no, cambia, professore, guarda, abbiamo già capito che qualcosa dobbiamo imparare, io e Paola ci guardiamo, professore, abbiamo imparato una cosa che non la sapevamo, però professore, quanto deve cucinare il minestrone? Allora noi lo facciamo a step. Cosa significa? Mettiamo prima le verdure più dure e poi quelle più morbide. E iniziamo con le carote, che sono quelle che hanno la base legnosa all'interno, sono quelle più dure, e poi man mano le verdure a foglia, quelle che poi spinaci, la bietacosta, quella che si cucina in breve tempo. Quindi che cosa facciamo? Rosoliamo, mettiamo in cottura le verdure in base ai tempi di cottura, sai che cambiano i tempi di cottura. Quindi cerchiamo di fare un minestrone a step. Per quale motivo? Noi dobbiamo poi dare anche la parte estetica sul piatto, bisogna curare anche la cromatologia del piatto, il colore. Il minestrone è un bel colore. Se
lo facciamo tutti insieme, alla fine cosa succede? Che alcune verdure si rovinano, non sono compatte, non c'è il colore bello della verdura, quindi noi andiamo a step. Quindi cosa facciamo? Calcoliamo i tempi, mettiamo in ebollizione a distanza di 1 minuto o 2 le verdure in base ai tempi di cottura e portiamo il minestrone 40-50 minuti di cottura con le verdure tutte allo stesso livello, devono essere cotte ma croccanti e ben colorate. Cerchiamo di mantenere anche il colore delle verdure. A casa farete un bel minestrone, un buonissimo minestrone con le indicazioni che ha dato il professor Giordano. Sono sicura che qualcosa non andava, anche Paola ci guardavamo, forse abbiamo imparato anche noi a fare un buon minestrone. Giusy, tu come fai il minestrone? Adesso lo faccio come ha detto lo chef. Io lo faccio così. Prima bisogna rosolare la verdura, prima le carote, la patata e poi non metto tanti piselli dentro, alloro, 2 foglie di alloro e poi sedano e carote e quelle cose lì, poi pentola a pressione, Mirella, 20 minuti, è cotto. E via. Alle volte lo frullo, che poi alla sera faccio una minestra. Poi volevo chiedere allo chef Giordano, senta chef, come faccio sempre quando che chiamo qui dalla Mirella che vengono dei cuochi, mi piacerebbe vedere su tutti i ristoranti come siete voi adesso con la divisa bianca, perché quando vedo una divisa nera nei ristoranti ho il mio dubbio della pulizia, non so se sbaglio. Perché sono andata in un bar che c'era la cucina a vista, è uscito il ragazzo, non aveva niente in testa come avete voi, e poi si vede con la barba lunga che non va bene, perché anche certi chef che vengono qui in televisione coi capelli lunghi qua e là, ma dove siamo arrivati? Dopo dicono abbiamo trovato un capello, succede anche a noi a casa, ma noi a casa siamo noi a casa da soli, ma sul ristorante può succedere anche a voi, non è da farvi una colpa, ma quando vi vedo così che siete tutti coperti come i vostri ragazzi, mi va molto bene e dovrebbe essere così. Vi ringrazio. Abbiamo sentito la nostra Giusy che ogni volta che abbiamo un cuoco lei dice queste cose, che giustamente dice: se vado a mangiare in un ristorante, in una trattoria, avrei il piacere che ci fosse la divisa e le coperture che servono per la sicurezza. Prego, professor Giordano. No, assolutamente sì, la divisa del cuoco nasce bianca, ma è una questione di igiene, no? Noi qui al Cornelio insegniamo dall'inizio del primo anno al quinto anno, addirittura fino alla maturità, l'igiene, l'HCCP. E quindi che cosa? Dobbiamo dare anche l'esempio, come si diceva prima. In cucina si sta con la giacca bianca, la giacca bianca pulita, sinonimo di pulizia, ma nasce proprio apposta per una questione di igiene. Una giacca nera non si vede se si sporca, assolutamente, ma sta anche al cuoco, sta come posso dire, la serietà di una persona. Anche indossando una giacca nera puoi cambiarla a ogni servizio. Certo, il bianco dona di più, il bianco nasce con la divisa del cuoco, la divisa ufficiale della Federazione Italiana Cuochi, quindi bisogna mantenere queste regole. In cucina si dice una brigata perché si usa il gergo militare, ci sono delle regole che si rispettano ancora oggi, no? Soprattutto per quello che riguarda la divisa. Senta, professor Giordano, siccome il tempo è tiranno, ci presenta questa brigata che ha alle sue spalle e che ogni tanto vedo che ci guarda. Da chi è composta questa brigata questa mattina? Allora sono i miei ragazzi di quarta che sono qui, che stanno lavorando. Allora vi presento in ordine: Michele, venite qui davanti, ecco qua. Michele. Ciao Michele. Ciao. Ciao. Vittorio, vieni Vittorio che ti salutiamo. Vittorio, dove sei? Ecco. Vittorio sta girando, vedete che non si molla Vittorio, bravo Vittorio, eccolo qua Vittorio che non lasciava il mestolo. Ciao Vittorio. Ciao Vittorio. Noi abbiamo Tommaso che gira anche lui. Ciao Tommaso. Ciao. Poi abbiamo Samuele, facciamo conoscere. Ciao carissimo. Abbiamo l'altro alunno. Nicolas, così bene. Buongiorno. Poi abbiamo un altro. Buongiorno, complimenti.
Professore, ma E tutti poi- i ragazzi, c'è qualche ragazzo o sono tutti maschi stamattina? No, abbiamo la presenza femminile perché fa bene alla cucina, ecco, assolutamente. Ilaria e Maya. Grande No. professor Giordano. sono Eccola qua. qua, ecco le nostre sì. ragazze che arrivano. Ciao ragazze. Ci sono i nostri ragazzi, ne abbiamo parecchi anche in cucina come in pasticceria, assolutamente. Non è un mondo solo al maschile. Senta professor Quindi- Giordano, mi scusi se le faccio questa domanda, ma è vero che la ragazza, la figura femminile è una marcia in più quando cucina, quando prepara? Sì, lo devo ammettere, sì, questo sì. L'abbiamo notato soprattutto in Grazie pasticceria. veramente. È vero, confermo. Confermo, mi fa piacere. Sì. Senta professor Giordano, no, sentiamo un'altra, abbiamo Maria da Bovolenza, sentiamo la telefonata. Ciao cara Maria. Ciao Mirella cara, ciao. Stai bene? Tu sì? Sì, tocca ferro, grazie. Sì, tutto bene. Niente, saluto il tuo ospite graditissimo, lo chef. So che parlava del minestrone perché ero fuori un attimo e ho sentito, io lo faccio chef alla moda vecchia di mia nonna, con quello che mi capita per mano, la verdura è tutta buona, verza, broccoli, piselli, è tutto, più ne ha più ne metta, e carota e cipolla, quello che ci va, fagioli. Insomma, faccio un minestrone che ha il bacio, sa, chef, perché io sono una casalinga che cucina. No, ferma Maria, ma tu rosoli le verdure, le metti un po' alla volta o butti tutto dentro? No, a freddo. A freddo, tagliati a pezzi, a freddo. Dopo ci metto un goccio di olio, un po' di pepe e che vada, insomma, ecco. Ok, allora grazie cara Maria, grazie per il tuo minestrone, un minestrone a freddo questo, non rosolato, tutto a freddo, però il gusto deve essere un po' più potente, ecco, di sentire di più rosolando le verdure, magari. Cosa dici Paola? Tu come lo facevi il minestrone? Ho imparato una cosa, lo ammetto. Abbiamo imparato Paola? Sì, vabbè, Ecco. ma va bene così. Allora, professore, ormai siamo in chiusura, come ci saluta? Quale messaggio vuole lasciare questa mattina a Sveglia Veneti? Sì. No, volevo intanto, perché mi sono dimenticato di un alunno e io non lascio indietro nessuno. Se fosse 2 ha secondi, ragione. Alessio, ecco, no, perché mi sembrava anche corretto, perché qui anche con lui. Ecco Ciao qua. carissimo, No, ciao, non ci bravi, dimentichiamo. complimenti ragazzi, complimenti, veramente bravi. No, è giusto, No, perché è giusto far vedere anche loro, ecco, sì, il professore, ma c'è questa brigata che abbiamo conosciuto e che ci fa piacere. Poi questa sera, se vogliono vedere nel cellulare, ci vedono, perché vedono la trasmissione questa sera, perciò se vogliono anche rivedersi, possono rivedere nel tardo pomeriggio. Allora, professore, quale messaggio questa mattina a Sveglia Veneti? No, dico sono contento intanto dell'invito, ringrazio per l'invito e dico che quello che avete detto voi va accompagnato e da qui in avanti cercare di portare avanti questo metodo, questo ragionamento, soprattutto per i giovani, ecco qua. Questo cosa mi lascia? Mi lascia ben speranze per il futuro, assolutamente. Se poi non abbandoniamo e non lasciamo al caso nulla, siamo tutti compatti, qualcosa porteremo a casa. Ecco, questo mi rimane solo questo, una bella esperienza, condividere con voi quella che è la nostra vita quotidiana con i ragazzi, con i nostri giovani, ecco, condividerla con i vostri telespettatori, ecco, assolutamente. E soprattutto, professore, speriamo di riuscirci a entrare nelle mense magari una volta al mese, non dico sempre, per cercare anche di entrare negli asili, questi bambini. Pensate, vedere arrivare questa brigata, cucinare con loro, creare dei piattini particolari, tutto a base di verdura e frutta. Guardate, deve essere, io sono convinta che intrigheremo molto di più del cellulare. Il problema è che bisogna dare un gioco veramente importante, perché questi ragazzi sono svegli, non c'è niente da fare, sono bambini che veramente hanno non la quarta, non la quinta marcia, altro che forse dobbiamo veramente ascoltarli un po' di più. Perciò io ringrazio veramente, ma dico grazie al professor Giuseppe Giordano di essere stato con noi con questo importante istituto e con questa brigata. Grazie professore, buona giornata. Grazie a voi, un saluto all'istituto. Grazie a tutti i ragazzi. Grazie a lei. Paola Manzano, allora sentiamo che massaggio invece Che Paola, massaggio? questi animali, questo ambiente che gli intriga, che vogliono questo.
Beh, assolutamente. Allora, come hai detto tu prima, i bambini soprattutto, poi già i ragazzi si perdono un po', no? Ma sono molto vicini alla natura. Se noi facciamo vedere a un bambino un agnello, non pensa a metterlo nel piatto, pensa a giocarci, a carezzarlo, a coccolarlo. Quindi sicuramente dobbiamo coltivare questo, dobbiamo dare l'esempio. Giustamente tu hai detto prima, l'ha detto anche il professor Giordano, no? Vedono lui che mangia una cosa e allora lo fanno. Noi cerchiamo di dare esempi tutti i giorni. Tornando al cibo, da noi non c'è quasi nessuno che mangia. Proprio ieri c'era una ragazzina, ho fame di frutta, non voglio altro, voglio frutta. Quindi abbiamo questa attenzione, però con l'esempio vedono noi fare così e lo fanno anche loro, provano, assaggiano, ci confrontiamo, e quindi l'esempio sicuramente è la prima cosa da dare a questi ragazzi, a questi giovani, star vicino a loro, come ti ho detto prima, sostegno, che si sentano sicuri, e la sicurezza la trovino veramente nei genitori e negli adulti che cercano di formarli. La fiducia reciproca e l'empatia, perché se non entriamo in empatia non andiamo da nessuna parte. E forse anche questa scuola iniziare proprio a emozionarli con la tenerezza, ecco, la tenerezza di accompagnare queste creature che abbiamo la fortuna di avere una sensibilità maggiore, cercando di far capire loro che siamo vicini, che li ascoltiamo, che li coccoliamo anche un po'. Noi ci abbracciamo sempre. Ecco, io mi ricordo quando ho fatto il presepio vivente al Parco dello Storga, come ha detto Paola Manzan, quando hanno preso in braccio questo agnellino, con quanta delicatezza e proprio con un'emozione che esplodeva nel tenere in braccio questo agnellino, perciò capite che è da piccolo che si inizia a fare il percorso, e grazie a Paola Manzan e a tanti insegnanti che abbiamo visto e che incontriamo in questa trasmissione, forse un po' alla volta, se la politica ci ascolta e anche toglie un po' di burocrazia, forse ce la faremo. Ecco, io dico grazie a Paola Manzan di essere stati con noi, il professore l'ho salutato, pubblicità. Adesso vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il già procuratore dottor Antonio Foiadelli, procura a Treviso, che racconterà anche come vede lui la situazione di questi incidenti stradali, sul lavoro, mortali, di queste famiglie che non si danno pace per le sentenze. Avete sentito ieri mattina Barbara Bizzotto, ma come mia figlia non c'è più, mia nipote non c'è più, ubriaco, scappato, correva a velocità altissima, di 7 anni ne ha fatto poco, quasi neanche uno, in carcere, ma agli arresti domiciliari, adesso è libero di andare dove vuole. Io non lo accetto perché per me doveva fare tutti i 7 anni, se questa è la pena doveva farla tutta. Ecco, non accetto che ci siano questi permessi, non mi va bene che ci siano anche questo perdono in qualche maniera, e noi cosa facciamo? Mia figlia non tornerà più, lo so, anche se avessi avuto l'ergastolo non avrei risolto il problema. Però i 7 anni li deve fare tutti. Allora saluto appunto il dottor Antonio Foiadelli, saluto anche il sindaco Fabio Maria, anche sempre in prima linea, in trincea anche questo sindaco. Ecco qua. Allora prego, cosa vuole raccontarmi dottor Foiadelli, ma soprattutto lei che conosce bene la legge, che conosce anche bene i percorsi che vengono veramente fatti, cosa sta succedendo? Ma sta succedendo che nonostante tutto quello che si è detto in questi anni, nonostante tutti gli sforzi scusate, che sono stati fatti dai mass media, dagli sforzi che avete fatto voi con queste trasmissioni, dagli interventi che hanno fatto i sindaci, ciascuno a favore della propria comunità, nonostante questo il problema non dico si è risolto, ma addirittura per certi aspetti si è aggravato. Si è aggravato semplicemente per il fatto che non assistiamo ad un cambio di mentalità, ad un cambio di cultura per quanto riguarda la sicurezza stradale. È evidente che io partecipo, mi rendo conto e condivido questa forte carica emozionale della signora che ha perso una figlia, e questo
è qualche cosa che mi atterrisce, in un certo senso mi verrebbe da dire, mi toglie anche la possibilità, la volontà di parlare ancora, perché la prima cosa che viene in mente è il rispetto per il dolore. Ma io aggiungo quello che ho sempre detto e mi permetto di ripetere ancora una volta: gli sforzi dovrebbero tendere a impedire che questo tipo di sofferenza avvenga, cioè non è tanto chiamiamolo quel soddisfacimento della giusta sete della punizione, quanto ogni sforzo in tutte le direzioni, ma ripeto, innanzitutto a livello culturale, di mentalità, di maturazione chiamiamolo, di questo vasto popolo degli automobilisti, dei motociclisti, eccetera, che bisogna fare in modo che non ci sia l'incidente, bisogna evitare il sacrificio di vite umane, perché è come se noi offrissimo a questo altare della macchina, questa dea assetata di sangue, come se offrissimo dei sacrifici umani. È questo che dobbiamo rifiutare innanzitutto. Ma nel momento in cui vi dico queste cose sono reduce da un tragitto di non più di 50 km con questo brutto tempo, dove ho avuto modo di constatare che l'indisciplina, l'arroganza stradale è un fatto diffuso. Allora a questo punto occorre dire: signori, se non funziona lo sforzo educativo, bisogna far funzionare lo sforzo repressivo. Sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo, dottor Foiadelli. Allora saluto anche Maurizio Steca, campione olimpionico di pugilato, già campione olimpionico, che sta cercando anche lui di far fare dei percorsi alternativi a questi ragazzi un po' indisciplinati, chiamiamoli così, perché io di baby gang non ne voglio sapere, sono ragazzi indisciplinati. Sindaco Marin, anche lei una guerra, perché poi i familiari arrivano da voi in primis, siete voi che date nelle case di queste famiglie che perdono i loro cari anche nel lavoro. Abbiamo sentito questi incidenti nel lavoro, poi avremo anche Gianni De Santi che ne parlerà. Ecco, cosa sta succedendo? Perché repressione a un certo punto bisogna anche metterla in atto, non si può continuare ad avere tutti questi numeri tragici di morti, perché queste famiglie sono veramente distrutte e le leggi, a quello che sento da questi familiari, non sono accettati, non possono essere accettati. 7 anni che poi alla fine è quasi niente, e 2 morti che non tornano, 2 giovani vite, 2 bambine piccole rimaste senza mamma, e soprattutto anche il prezzo. Ecco, il fratello ha un prezzo, il figlio ha un altro prezzo, queste persone che si muovono diversamente agili li chiamano, sono persone certificate nelle scuole, vediamo anche il certificato adesso, proprio la sensibilità l'abbiamo persa, l'etica. Prego, Sindaco. Beh, sai Mirella che nei primi anni del mio mandato ho avuto anche a San Zenone purtroppo dei casi eclatanti, no, di incidenti stradali, alcuni anche purtroppo provocati, ed è stato davvero difficile prima di tutto entrare nelle famiglie, parlare con le famiglie e capire, condividere con loro il dolore che provano, ed è logico che poi dalla famiglia, dal dolore che nasce da una tragedia del genere, può nascere anche la rabbia e la volontà di vedere giustizia per il proprio caro che se n'è andato, ed è davvero difficile anche per noi come sindaci, come istituzioni, a volte dare anche delle risposte concrete, perché se una mamma appunto ci dice che 7 anni e vuole che su quei 7 anni siano garantiti e non vengono garantiti, tu come sindaco magari non sai come rispondere, non sai quale sia a volte la risposta giusta da dare, se è quella che dettata dal cuore o se è quella dettata anche da quello che deve essere anche il fine, no? delle leggi che poi prevedono anche il reinserimento di chi commette un reato. Per cui appunto siamo in una linea davvero sottile che come sindaci tante volte ci troviamo ad affrontare, dobbiamo davvero stare attenti, ma cercare di essere con la sensibilità insomma che ognuno di noi ha, cercare di essere il più possibile vicino alle famiglie sia nei momenti di difficoltà ma anche dopo, quando devono affrontare le ulteriori
le difficoltà magari di un processo o per vedere giustizia per il proprio caro. Maurizio Stecca, ecco, cosa vuoi dire anche tu con questi ragazzi, con queste persone, con questa rabbia che sta esplodendo in maniera incredibile? Basta niente, esplode una rabbia pazzesca, queste risse per niente, anche tra automobilisti, cioè una cosa veramente incredibile quello che ha detto il dottor Fojadelli, l'arroganza, la prepotenza, la rabbia, e poi la rissa non si sa come va a finire. Se arrivi a casa sei veramente fortunato. Prego Maurizio. Se si va a pensare, io penso che quando c'è stato il Covid, che sono stati 2 anni quasi fermi, tutto quanto, è scoppiata da dopo Covid, tutto questo nervosismo che c'è in tutta questa situazione con tutti gli automobilisti, questa pressione proprio di nervosismo con i cittadini, con la gente, no? Magari la guardi così, magari ti aggredisce, poi non lo so, c'è proprio, e poi magari lasciano andare perché c'è molto buonismo, no? Molto buonismo dove dal di lì guardano dai social, se io faccio quella cosa tanto non mi fanno niente, io la rifaccio. Ecco, e invece se dovessi fare una cosa ma anche sbagliata, poi mi prendono o mi puniscono, mi fanno altre cose, la seconda volta non la faccio più. Allora a questo punto c'è troppa libertà per fare caos, ecco, e poi la rovina sono tutti i video che fanno vedere che è tutto facile, è tutto pronto per tutti i ragazzi. Ma questa rabbia come dovresti gestirla secondo te? Chi dovrebbe gestire questa rabbia anche su questi minori, che veramente è una cosa incredibile? Pochi che tengono in pugno forze dell'ordine, sindaci, la cittadinanza stessa che ha paura di uscire, anche se io devo dire la verità, certo, la mia città è sicura e qua continuo a dirlo perché per carità ci saranno anche questi casi, non dico di no, bisogna stare attenti, ma dire che Treviso non è sicura, ecco, la vedo veramente difficile io come donna da accettare. Prego Maurizio. No, va bene, io vivo qui a Casale sul Sile, provincia di Treviso, è tranquilla tutto quanto, però quando vai neanche nelle città, vai a Mestre, vai a Verona, vai a Vicenza, che poi io sto guardando anche molto qui nel Veneto, perché avendo anche come responsabilità le 52 palestre di pugilato e di vedere un po' come sono, ma sono piene di ragazzi. Ho notato che sono piene di ragazzi, 52 palestre di boxe nel Veneto, sono tante, sono anche aumentate, anche perché sicuramente anche i ragazzi giovani vogliono provare questa situazione di sfogare il loro nervosismo, la loro rabbia, ma poi non so da dove la prendono, è quello che io rimango certe volte così illibito per il fatto che come mai questa situazione, ma per me ma neanche una questione di famiglia, i genitori di solito quando vengono intervistati dicono no, ma è tutto bello tranquillo, quando viene a casa non vedo niente su mio figlio, e di qua e di là, poi magari quando esce fa tante cose tutte diverse. Ecco, sentiamo il dottor Fojadelli, riuscire a togliere la maschera a questi personaggi. Dottor Fojadelli, lei ne sa qualcosa, si presentano molto bene, ecco, questi avvocati che, specialmente il penale, che deve cercare di non far fare neanche un giorno di carcere, poi il giudice che deve applicare la pena, ma l'avvocato ha un altro ruolo. Prego, certo. Dottor Fojadelli. No, io innanzitutto volevo condividere con il signor Maurizio le sue considerazioni, che sono assolutamente giuste e che io condivido. La prima è questa sorta di meraviglia sconforto che ci prende nel constatare quello che il Signore ha definito nervosismo e rabbia, e ha anche detto una cosa, dice: sembra che sia scoppiata in particolare dopo il Covid. Ha ragione. È vero, noi abbiamo assistito e siamo in una sorta di spartiacque per cui siamo indotti, direi naturalmente in maniera giustificata, a dire prima e dopo il Covid. Qualche cosa è cambiato evidentemente nella società, nella percezione, eccetera. E altra considerazione che mi vede d'accordo è quella relativa a questa sorta di mentalità di dire: vabbè, io faccio una cosa che so che non è lecita, ma tanto non mi succede niente, e se mi succede alla fine tutto si aggiusta. Seconda considerazione è questa, che mi porta a dire che noi stiamo pagando il prezzo di una
la definirei addirittura ideologia o sbandamento culturale che ci ha portato negli anni passati, non dico a giustificare, ma a perdonare. Quel tipo di perdonismo che però ha punito che cosa? Ha avvilito che cosa? Il senso della responsabilità. Se noi abbiamo, come abbiamo tutti quanti, il concetto che l'uomo è responsabile delle proprie azioni, dobbiamo fare affidamento sul principio della responsabilità, e quindi che significa essere coscienti di quello che fai e delle conseguenze che avrà quello che fai. Allora, parliamo delle conseguenze. Dottore, devo correre perché il tempo è tiranno e ho tantissimi ospiti, ma la conseguenza di quello che ho fatto è in base anche alla pena che poi avrò. Allora, se sono un minore mi sento tutelato, perché tanto cosa possono farmi? Sono minore, sono protetto. Però nessuno spiega al minore che se tu fai tanti sbagli, alla fine paghi per tutti i sbagli. Questo non viene detto. E il minore pensa di fare quello che vuole perché tanto sono minore. No, non funziona così e bisogna iniziare a spiegarlo questo. Perché io ti lascio fare perché purtroppo non posso far altro. Però alla fine tu paghi quando l'asticella l'hai troppo superata. Perché non si dicono queste cose ai minori? Guarda che se continui così alla fine paghi tutto quello che hai fatto. Dottor Foiadelli, chi lo dovrebbe dire? Ma perché c'è un difetto qui, c'è un difetto educativo. Cominciamo da tutte quelle cose che sono entrate in crisi, ma questo l'abbiamo detto tante volte. Onestamente, le cosiddette agenzie educative erano sostanzialmente 3 in passato. Prima la famiglia, e su questo non si discute. In secondo luogo la scuola. E c'era anche, cosa che non c'è più, chiamiamola così, una sorta di accompagnamento educativo che proveniva anche dalla Chiesa Cattolica, visto che siamo una società prevalentemente che aderisce alla religione cristiana. E tra queste forze c'era alleanza. Innanzitutto si è spaccata l'alleanza che c'è sempre stata tra la famiglia e la scuola. Non nel mio caso, perché non ho di questi ricordi, ma si dice sempre delle persone di buon senso: se io arrivavo a casa con un rimprovero fattomi dal professore, la fiducia che la famiglia riponeva nel maestro era tale che prendevi altre 2 sberle. Questo certo. Sì, non funziona così, non deve funzionare così, però neppure si può capovolgere tutto quanto, e alla fine da parte della famiglia, cosa che purtroppo avviene e la mia esperienza me lo conferma, di giustificare sempre e comunque il bambino. Il bambino non è più tale, anche perché i 18 anni, oggi si matura molto prima dei 18 anni, quindi questa età, che prima era 21, poi adesso è 18, sotto certi aspetti e dal punto di vista, chiamiamolo così, e biologico e sociale, è quasi inadeguata, perché insomma, questi ragazzi a 18 anni sono degli adulti. Allora, Sindaco Marin, perché devo correre, poi deve lasciare il posto anche a Gianni De Santi, il Sindaco Marin, perché parleremo di morti sul lavoro. Ecco, questi ragazzi che io è un paio d'anni che dico che darei il voto ai 16enni, perché come diamo loro il patentino e li mettiamo su una strada, perciò li responsabilizziamo, perché non dare il voto? Ho avuto anche degli insegnanti che hanno detto no, non sono preparati, bisogna prepararli, perché io vorrei capire, lo dico, voi lo sapete a casa, lo dico tutte le mattine, se il 30enne, il 40enne o il 70enne è preparato al voto. No, vorrei anche capire questo. Forse cambiare, ascoltarli, vedere anche cosa gli intriga, cosa dicono anche col voto. Cosa ne pensa lei? Fabio Marin, che è molto aperto sempre in questa discussione. Ho la percezione che nei giovani comunque qualcosa stia cambiando. È vero, abbiamo parlato del Covid, che con il post-Covid c'è sicuramente un diverso approccio, no? Anche a quelle che sono le istituzioni e a quello che è il rapporto anche tra persona e persona. Però come vedo, insomma, nella mia esperienza, nella mia piccola esperienza da sindaco, e come riesco a confrontarmi con i giovani, vedo che la sensibilità sta cambiando. È vero che hanno molte più fragilità, perché i giovani oggi hanno molte più fragilità, ma è anche vero che c'è una bella fascia di giovani che si sta proprio interessando a quella che è la società, a quello che è il loro futuro, perché è questo importante. E allora penso che invece noi come istituzioni dobbiamo cogliere la palla al balzo, diciamo così, e iniziare proprio a responsabilizzare l'educazione dei giovani attraverso quelli che sono gli strumenti che oggi abbiamo, perché se, come appunto diceva già il procuratore, prima c'era
insomma, la famiglia, la scuola e anche l'aspetto della Chiesa che riusciva a coordinare, a dare un'educazione completa ai nostri giovani. Oggi dobbiamo vedere quali sono i nostri strumenti, e i nostri strumenti ce li abbiamo, perché comunque le scuole ce le abbiamo, anche se è davvero oggi difficile, perché l'esempio che faceva appunto il già procuratore è vero, davvero oggi difficile rapportarsi anche con i genitori in tante situazioni quando magari il figlio ha torto. Però abbiamo anche lo sport, che molte volte viene sottovalutato e non deve essere sottovalutato, perché penso sia uno dei primi strumenti proprio per insegnare ai giovani a responsabilizzarsi, a prendere la strada giusta, a capire cosa fanno al mondo, no? Perché sono qui al mondo, perché poi è il dubbio che viene ai giovani quando hanno paura del loro futuro. E quindi penso che se iniziamo a dettare, a condividere insieme con loro proprio un percorso di crescita, utilizzando bene questi strumenti, riusciamo anche a dare speranza e un futuro migliore ai nostri giovani che ne hanno bisogno. Ed ecco che quindi il discorso del voto o non voto, insomma, di abbassarlo o no, è vero, come dicevi tu Mirella, che vorrei vedere se ci sono tante altre persone che magari a 30, 40 anni o 50 sono davvero informate, o magari che confondono il Presidente della Repubblica col Presidente del Consiglio, per dire, insomma, per cui poi quella lì si aprirebbe davvero un capitolo difficile anche da affrontare. Però nel momento in cui c'è interesse, nel momento in cui riusciamo a responsabilizzare i giovani, dobbiamo appunto aver fiducia anche noi in loro e cercare di dare loro più possibilità. Allora io ringrazio veramente Fabio Marin, sindaco veramente che è stato sempre un sindaco in prima linea, poi oltretutto. A proposito, con la regione come sta andando, sindaco? Quanti minuti mi concedi? Perché il capitolo è ampio, faccio veloce. Vabbè, dopo aver vinto le varie cause abbiamo cercato di mediare nuovamente per riuscire a vedere realizzate le opere compensative di cui abbiamo diritto, detto appunto dal TAR e dal Consiglio di Stato. Però c'è stato un nuovo blocco da parte della Regione, la vicepresidente, l'assessore De Berti mi ha risposto che devo arrangiarmi con la provincia, anche se le sentenze insomma dicono della Regione. Hanno votato in Consiglio regionale contro il rispetto dell'accordo sottoscritto nel 2012, e quindi io non mi fermo, perché i miei cittadini, come dicono le sentenze, hanno diritto, c'è un accordo sottoscritto e firmato, io vado avanti. Purtroppo non c'è stata possibilità di mediare adesso, ho intrapreso la causa risarcitoria di 5.560.000 euro per il mio comune, che cercherò di portare avanti fino alla fine, non mi fermo, e in caso, come ho già detto, se questi non mi ascoltano parlerò con i prossimi, tanto manca poco. Avete sentito questo sindaco tosto, Fabio Marin di San Zenone degli Ezzelini, che continuerà questa battaglia per vincere alla fine la guerra, no? Perché esatto, è là che bisogna arrivare. Abbiamo 3 sentenze a nostro favore, quindi siamo ottimisti. Grazie sindaco Fabio Marin. Facciamo entrare Gianni De Santi, parleremo di morti sul lavoro purtroppo, ma abbiamo una telefonata intanto. Pronto? Sì, pronto? Sì, prego. Senta, volevo dire un po' la mia. Sì, nel caso che si dà colpa alle famiglie che seguono poco i ragazzi, si dà colpa alla scuola, ma lo Stato non potrebbe mettere un orario di chiusura per i ragazzi di notte in giro per le strade, come negli anni 50, perché io sono del 35 e mi ricordo bene che i bambini, i ragazzi una volta non andavano dentro per i bar. Ma lasciamo stare tutte quelle cose là, ma non parliamo di coprifuoco come all'epoca, ma di farli andare a letto presto alla sera, tutti, anche chi vanno a lavorare, perché poi cadono giù dei ponteggi. Ci vorrebbe un aggeggio a chi va su per i ponteggi. Grazie cara, devo chiudere perché ho tanti ospiti e purtroppo il tempo è tiranno. Allora Gianni Di Santi, ecco, questa donna che ha chiamato dicendo anche quando vanno a lavorare al mattino, magari se non sono veramente lucidi può succedere di tutto e di più, queste morti sul lavoro. Com'è la situazione? Prego Gianni De Santi. È quello che vado dicendo da quando sono stato eletto, e parliamo 18 gennaio 2020, che vado dicendo che il fatto di fare la festa al venerdì e poi il sabato mattina si presenta a lavorare, il rischio è sulla strada come il rischio è sul lavoro davanti alla macchina operatrice che sta lavorando. Queste sono le cose. Qua c'è qualcuno che deve andare a mettere mano.
Cosa diresti al già procuratore Fojadelli, che questa mattina è seduto vicino a te, che lui sa bene cosa sono le leggi, ecco, la prevenzione soprattutto che bisogna fare? Prego. Ecco, c'è una cosa, procuratore, che le vorrei chiedere e che vi dovreste, ma tutti i procuratori, dico tutti i procuratori d'Italia dovrebbero farsi carico. Allora, io fino a ieri sera ho fatto il bancario, mi sono stancato di avere a che fare con i capitalisti, decido di mettermi a fare l'impresario edile o l'agricoltore. Giorno successivo vado in Agenzia delle Entrate, mi faccio la partita IVA come impresario edile o come agricoltore, come ho la partita IVA vado in Camera di Commercio, questi non mi chiedono niente e mi iscrivono, e qua casca l'asino. Perché il grosso dei danni che stanno succedendo succedono nell'agricoltura e purtroppo nell'edilizia. E sono numeri veramente incredibili. Sono numeri che fanno paura, perché io l'altro ieri ho presentato questo libro, dottor Fojadelli, Mezzo litro di latte, che parla dell'amianto. E la lettera che io ho letto, per far sentire la voce a tutti, è stata questo: un cordiale benvenuto a voi presenti e ringraziamento per la presenza significativa. Ringrazio la provincia nella persona del vicepresidente vicario Roberto Fava per aver messo a disposizione questo magnifico auditorium e il patrocinio. Un sentito ringraziamento anche a Amedeo Boxer, Giovanni Perin del direttivo nazionale AMNI. Il tema non è facile, scrivo. In questo momento si parla molto delle guerre che abbiamo così ravvicinate. Purtroppo questa è una guerra che continua da molti decenni, che ha lasciato molti morti sul campo e continua a lasciarli. Per dirlo con le parole del giudice senatore Felice Casson, che ringrazio a nome dell'AMNI per la sua puntuale prefazione, la prima normativa contro l'asbesto è stata adottata 30 anni dopo la conclamata e pubblica conoscenza della pericolosità cancerogena di questa fibra killer. Cioè, io chiedo a tutti i procuratori, perché qua i politici non le vuole entrare questa... Non la sentono. Non sentono questo allarme. Fermati, perché sennò non ce la faccio. Allora prego, dottor Fojadelli, cosa dire a questo uomo che con un'associazione importante come questa di Gianni De Santi sta cercando di vedere un po' chiaro, di capire? È molto semplice quello che c'è da dire. Non è accettabile che si debba morire o si debba rischiare gravi ferite, invalidità, semplicemente perché vado al lavoro per guadagnarmi quanto il pane, come si suol dire, perché devo mantenere me stesso e la famiglia che dipende da me. Questo è fondamentale. E tante parole sono state spese, ma qui, come sempre, occorre fare molto di più, perché non basta varare ogni tanto delle leggi. Giustamente il signore ha detto, ma come posso dire, l'intervento legislativo è intervenuto troppo tardi, quindi oltre al fatto che le leggi prima di essere assorbite e metabolizzate ci mettono ancora altro tempo, qui c'è un grave difetto dell'intervento politico naturalmente, ma dov'è che possiamo agire noi? Sul piano della sensibilità e sul piano soprattutto culturale occorre agire su più fronti. Prima di tutto, giustamente lei dice, chi si mette a fare l'imprenditore e quindi se fa l'imprenditore avrà dei dipendenti, deve subire una rigorosa verifica sulla sua capacità e idoneità a gestire una impresa. Impresa significa unione di mezzi e uomini, ma siccome i mezzi
si possono essere cambiati, gli uomini no, e quindi la priorità è sempre per colui che lavora. Non era così in passato, perché in passato, per carità, per costruire le grandi cattedrali si accettava l'idea che moriva un sacco di persone, ma oggi questo per noi è addirittura mostruoso. Non si deve rischiare. Ma detto questo bisogna anche passare dall'altra parte e dire occorre un impegno serio per quanto riguarda l'accrescimento della sensibilità e della prudenza del singolo, perché non basta che io dica guarda che devi fare così, bisogna anche che il singolo abbia la percezione dell'importanza non solo individuale ma sociale della sicurezza, perché è un problema che non riguarda il singolo, cioè ampliamo l'orizzonte, è un problema che riguarda la sicurezza in generale, la qualità della vita e la dignità di una società dove il singolo lavoratore va a fare il suo dovere della mattina. Questo è importantissimo. Quindi queste cose che sono state dette sono assolutamente fondamentali. Sono fondamentali e bisognerebbe farsene carico, poiché, ripeto, lo Stato può agire a livello legislativo, a livello invece operativo occorre che ci siano, ma già ci sono, e mi complimento con lei, queste iniziative che hanno lo scopo di sensibilizzare e di formare, perché io dico sempre la formazione significa creare la cultura della sicurezza, perché è una cultura della sicurezza. Le leggi non creano la cultura, le leggi danno delle prescrizioni che sono in genere punitive, ma come dicevamo prima a proposito degli incidenti stradali, bisogna intervenire prima a evitare che il fatto accada, perché dopo si punisce, sì, ma la punizione serve come deterrenza. E io, avendo fatto il mestiere che ho fatto, dico occorre anche la deterrenza, occorre anche la paura della sanzione, perché questo serve a frenarti nel momento in cui sei tentato di ignorare un obbligo che invece hai nei confronti degli altri. Gianni, come contробatti? Grazie al nostro presidente, che adesso non c'è più perché lo hanno cambiato, e lui ha fatto una trattativa con il MIUR e dall'anno prossimo entreremo dalle prime elementari a insegnare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Forse fra 20 anni ci sarà la fatalità, ma una fatalità è una cosa, ma un morto al giorno è un'altra. Allora, Stecca, Maurizio, cosa vuoi dire invece tu alla telefonata di questa signora, di questa donna, forse nonna, che dice sono degli orari assurdi, i ragazzi non possono uscire a tutte le ore, bere, fare quello che vogliono, devono esserci degli orari. Tu cosa vuoi dire? No, ma dipende tutto da come vengono educati, cioè non puoi impedire a tutti di dare degli orari e via, perché c'è la libertà, no? C'è la libertà di scelta e tutto l'altro. Questa per me è una situazione della famiglia, dei genitori, che devono magari obbligare o parlare con i figli che degli orari, di altre cose. Ma allora scusa Maurizio, ma se io poi ti dico, ma se io non ho questi genitori perché se ne fregano, perché non ci sono, perché sono separati, anzi ne ho più di uno di genitore, io cosa faccio? Chi può fermarmi? Allora do ragione al già procuratore che dice bisogna sanzionare severamente chi sbaglia, perché a questo punto cosa facciamo? Li lasciamo liberi? Certo, se loro sono liberi, cioè non possiamo neanche fare le ronde a quel punto lì di mandarli a casa, cioè c'è una libertà sicuramente, è solo una questione di educazione e di rispetto di quando sono fuori su certi orari di comportarsi in una maniera tranquilla e logica, ecco, è quella. Invece magari sì, con tutte le notizie che sappiamo, che poi ascoltiamo, vediamo, che tutti i giorni ci sono queste situazioni e dopo ti fai anche un ragionamento, però obbligare a fare certe cose magari si può tentare, non è mica detto che si può cambiare certe situazioni, ecco.
Però, dottor Fogliadelli, quello che noi sentiamo è che ricevo molte telefonate, macchine sempre più potenti, all'interno sembra un Luna Park, queste luci, E allora cosa si fa? Dove si va a parare? Segnaletica, quando arrivi nelle rotonde è un disastro, non sai più da che parte andare, oppure anche lungo dei rettilini, prima 40, poi 50, poi 70, poi 90, dopo 30, tutta in fila. Io ho avuto Gigi Pirollo che fa sicurezza stradale Colacci, che dice che questi ragazzi non sanno guidare, dobbiamo fare più ore di scuola guida, meno motori, perché ormai se si ferma la macchina cosa facciamo? Ecco, si potrebbe cambiare, ma chissà quando. Prego. Prima di tutto, al signor Maurizio vorrei rispondere una cosa. Lui ha detto non possiamo impedire ai giovani di uscire alla sera, eccetera, perché c'è di mezzo la loro libertà, che è sacra per tutti gli individui, ma non confondiamo la libertà con l'indisciplina. Sì, perché certo. Libertà significa rispetto delle regole. Io sono libero nella misura in cui rispetto la libertà degli altri, e libertà degli altri significa sicurezza degli altri, eccetera, 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 e tante cose. Noi siamo in questo paese, lo dico, ma perché ne sono profondamente convinto, in difetto di disciplina. Occorre restaurare il concetto che bisogna rispettare determinate regole di civile convivenza perché si possa essere tutti più liberi. Perché se la violenza altrui comprime la mia libertà di uscire la sera senza dover correre rischi, allora non parliamo più di libertà, parliamo soltanto di indisciplina e di disordine. Questo volevo chiarirlo. L'altro punto, giustamente Mirella dice che ci sono questi aspetti tecnici oltre che umani per quanto riguarda la sicurezza stradale. Beh, intanto tutte queste macchine così attrezzate e accessoriate non fanno altro che distogliere l'attenzione dalla guida. L'altra cosa che mi sta a cuore da dire è la seguente. Accendo raramente la televisione, anche perché in genere si hanno soltanto brutte notizie. Ma in ogni caso ogni trasmissione è interrotta dalla reclame dell'automobile. Che immagini e che messaggi ci danno queste reclame delle automobili? Messaggi di velocità, aggressività e direi quasi una sorta di bullismo. Allora è inutile che noi stiamo qua a questo tavolo, è inutile che magari nelle scuole andiamo a predicare per quanto riguarda la sicurezza stradale, se poi ci troviamo in un mondo dove un sacco di altre cose remano contro quello che noi vorremmo fare. Quindi questa è una cosa veramente incredibile e io vorrei sapere e chiedere al garante perché sono consentite queste immagini, le quali hanno presa non tanto le persone vecchie come me o mature come voi, ma hanno preso soprattutto come posso dire, nella psiche più sensibile e più eccitabile dei giovani. Qual è l'aspirazione di un ragazzo? Avere una bella macchina, una bella moto. Se io suscito questi sentimenti, queste vocazioni all'aggressività, alla velocità, all'inebriamento, faccio dei gravi danni. Dottor Fogliadelli, lei ha aperto anche un'associazione perché è andato oltre. Cosa sta cercando di fare con questa associazione? Non io personalmente, perché io sono lì, faccio quello che posso e il merito è certamente delle persone che ci stanno lavorando. Semplicemente è definita associazione culturale perché ha lo scopo di informare i soci innanzitutto, ma il grande pubblico, ma informarlo in maniera corretta. Ad esempio il prossimo convegno sarà sull'intelligenza artificiale, tutti ne parlano ma ben pochi sanno di che cosa stiamo parlando. Allora il primo dovere che noi abbiamo, e mi rivolgo verso i giovani, è quello di informare correttamente, senza paure e senza timori, e senza timore voglio dire e senza false speranze. Il sindaco prima ha detto una cosa importante, dice bisogna investire sui giovani e ha ragione. Anch'io come lui noto un interesse da parte dei giovani, sono curiosi, hanno bisogno di essere assistiti, di essere, come posso dire, accompagnati. Questo è un compito di cui dobbiamo farci carico.
Lei ha parlato di intelligenza artificiale, io ho avuto il professor Gino Gerosa ospite, abbiamo parlato proprio di intelligenza artificiale. Alla mia domanda, ma professor Gerosa, poi alla fine c'è sempre l'uomo che manovra questa intelligenza artificiale. E lui mi ha detto, lei Mirella ha letto il mio trattato, perché dico proprio questo, attenzione a parlare di intelligenza artificiale, ecco, perché sembra che sia una cosa artificiale, no, ma c'è sempre l'uomo, diceva Gino Gerosa, ci ha anche complimentato con Mirella. Lui diceva, calma, spiegateci bene come funziona. Grazie a Dio è proprio così, per un semplice motivo che l'intelligenza umana, quindi l'uomo, ha alcune cose che l'intelligenza, cioè l'intelligenza artificiale che cos'è? Un sofisticatissimo computer eccetera, che procede per algoritmi. Per quanto possa procedere, chi gli dà l'impulso iniziale è la mente umana. La mente umana e l'uomo è fatto di due cose fondamentali, della coscienza e del libero arbitrio. Io posso decidere, la macchina non può decidere. Esatto. E la macchina, se io la avvio, lei procede e va all'infinito e sarò sempre io che dovrò intervenire per dirle basta. Come le dico avviati, altrettanto le dico con questo nessuno nega l'utilità, perché sarà grande l'utilità. Però io che ho fatto il magistrato dico tranne che nella giustizia, perché la giustizia è fatta di umanità, è fatta di uomini, è fatta di cuore e di sentimenti oltre che di leggi eccetera. Quindi bene questa intelligenza artificiale, ma non perdiamo di vista chi siamo. L'associazione sua come si chiama? Ricordiamola, perché il dottor Fogliarelli lo dice, ma glielo chiede la Mirella. Si chiama semplicemente Treviso Cultura. Treviso Cultura, avete sentito l'importanza anche di quello che si discute, ma bisogna anche capire cosa si discute, perché sennò non ce la faremo mai veramente a capire quello che ci fanno vedere e sentire che non è magari quello che noi vorremmo. Allora io ringrazio tantissimo i miei ospiti, grazie veramente di essere stato con noi. Maurizio Stecca, grazie, spero che ci sarà il 13 aprile alla Resterra per questo grande villaggio delle associazioni, dove ci incontreremo, parleremo e spiegheremo chi siamo. Grazie Maurizio, grazie veramente a Gianni De Santi, questo uomo che sta cercando di portare avanti questo importante tema lavoro e sicurezza sul lavoro, molto importante, e grazie anche al dottor Fogliarelli di essere stato con noi per far capire che le leggi sì sono interpretate, ma le leggi vengono scritte in Parlamento, è inutile prendersele coi giudici, il giudice le applica, ma la legge viene fatta in Parlamento. Grazie di avermi tolto la parola. Come ci saluta, dottor Fogliarelli? Come ci saluta? Che saluto vuole lasciare questa mattina? Ma semplicemente, come posso dire, il mio è un saluto di ottimismo, però. Non sono assolutamente, nonostante la mia avanzata età, ma dico che bisogna credere in noi stessi, nella nostra capacità di rigenerarsi e di trasmettere ai nostri ormai nipoti, non dico più figli ma nipoti, questa volontà di migliorarsi. E con questo chiudiamo, grazie veramente, grazie a tutti voi, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Risotto al radicchio trevigiano. Il succo del radicchio viene utilizzato in cosmesi per produrre preparati per la pelle irritata. Se volete provare in casa, frullate le foglie e fatene una maschera da applicare sulle irritazioni. Ingredienti per 4 persone: 350 g di riso, 30 g di burro, mezzo bicchiere di vino bianco, una cipolla, 200 g di radicchio rosso, formaggio grattugiato, brodo di dado, sale. Tritate la cipolla. Tagliate a listarelle il radicchio. Ponete sul fuoco una padella con metà del burro e lasciatevi appassire la cipolla tritata.
Appena è diventata trasparente, aggiungete il radicchio tagliato a listarelle. Mescolate per insaporire e unite il riso. Quando i chicchi brillano, versate il vino. Fate evaporare. Bagnate con un brodo bollente e continuate ad aggiungerne man mano che viene assorbito, come per un normale risotto. Regolate il sale. Dopo circa 18 minuti, mantecate con il restante burro. Aggiungete 2 cucchiai di formaggio grattugiato . Servite e buon appetito!